Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, per una nuova puntata di Penalty. Come al solito tutto il calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Un'altra domenica di passione sia per quanto riguarda il campionato di Serie D ma anche per il campionato di eccellenza e appunto di promozione. Partiamo subito presentando l'ospite di questa puntata, ovvero il presidente dell'Ajax di Catania, Lucio Tosto, che ritrovo con tanto piacere dopo l'estate. Ciao Ettore, ben trovato. Grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. È un piacere come al solito confermare la presenza dell'Ajax all'interno di Penalty, perché come al solito ogni mese avremo questo spazio autogestito, se così si vuol specificare, dall'Ajax. E di questo non possiamo che ringraziarti, perché è uno spazio importante per noi, perché mettiamo in luce quello che è il nostro lavoro quotidiano che facciamo, ed è una vetrina importante per noi. È partita una nuova stagione, quali sono gli obiettivi immediati dell'associazione? Ma guarda, intanto stiamo cercando di fare un po' di stage di presenza, perché in tempi di Covid abbiamo fatto molti webinar, quindi questo e la presenza è un'altra cosa. È un'altra cosa, anche se devo dirti che sono un po' deluso della presenza da parte degli allenatori, perché è facile lamentarsi e dire che non si fa nulla, però quando facciamo qualcosa di importante le presenze sono esigue, quindi io di questo mi lamento un po', perché sono degli stage, sono degli stage importanti e mi auguro che da questo momento in poi nessuno si lamenti che l'AEC non lavori. Hai perfettamente ragione, quando un'associazione di categoria lavora come state lavorando voi è giusto che venga supportata anche e soprattutto della presenza da parte di chi poi ne deve usufruire, in questo caso degli allenatori. Ma sai, questo è un vizio non catanese ma italiano, sul fatto che ci lamentiamo, però ora io ho messo tutti in riga, stiamo facendo degli stage importanti con personaggi importanti, l'ultimo è stato quello di Marco Onorati. Infatti poi vedremo anche un bel servizio a tal proposito. Che riguarda l'allenamento dei portieri. Prima in precedenza avevamo fatto quello là con il preparatore atletico Roberto Calogero, anche lui un professionista sicuramente di spessore, e le presenze non sono state tante. Abbiamo ovviato a questo inconveniente mettendo poi tutto il filmato sul web, sì. Però diciamo che la presenza è tutt'altra cosa, assistere a questi stage di presenza è un altro discorso, un altro aspetto sicuramente. Benissimo, avremo modo comunque di approfondire ancora di più il percorso di questo prossimo 2022 dell'Ajax, soprattutto in modo particolare dell'Ajax di Catania, perché adesso giustamente parliamo di risultati, di classifiche e anche di prossimi turni, ed iniziamo subito con il campionato di Serie D. Si è giocata la sesta giornata del campionato di Serie D, questi i risultati: FC Lamezia Terme batte Biancavilla 4-1, Real Aversa 1925 batte Castrovillari 3-1, pareggio tra FC Messina e Trapani, vittoria fuori casa a sorpresa, devo dire, ma meritatamente, del Paternò 3-0 contro il Giarre 1946, Licata batte Portici 1906 4-0, Santa Maria Cilento batte Città di Sant'Agata 2-1, Cittanova batte Rende Calcio 1-0, San Luca e Gelbison 1-1, Città di Aciriale batte San Cataldese 2-0 ed infine Troina batte Cavese 1919 2-1. Sicuramente risultati a sorpresa, con una nuova classifica ed una nuova capolista. Parliamo del Real Aversa 1925 con 15 punti, con 14 Gelbison e la sorpresa Paternò, 13 punti per l'FC Lamezia Terme insieme alla Cavese e al Portici 1906, 12 punti Città di Sant'Agata, 11 punti il Città di Aciriale, con 13 punti FC Lamezia Terme e Cavese insieme al Portici 1906, con 12 il Città di Sant'Agata, 11 punti per Città di Aciriale e San Luca, 10 punti il Licata, 9 il Cittanova, con 8 punti Santa Maria Cilento, 7 punti per il Trapani, 4 per il Castrovillari, 3 punti per il Biancavilla, 2 punti per l'FC Messina, 1 punto per il Rende insieme al Giarre, con 0 punti la San Cataldese ed il Troina che passa da -6 a -3.
Parliamo del prossimo turno, si giocherà praticamente domani e sarà la 7ª giornata. Questi gli incontri: Cavese 1919 Biancavilla, Città di Aciriale Giarre 1946, Città di Sant'Agata Castrovillari, Cittanova Troina, FC Lamezia Terme Gerbison, Trapani Santa Maria Cilento, Paternò Licata, Portici 1906 FC Messina, Real Aversa 1925 San Luca ed infine Rende Calcio San Cataldese. Beh, è stata sicuramente una domenica a sorpresa. Intanto partiamo da un punto fondamentale: la sorpresa sta nella Cavese, che perde meritatamente in questo caso, perché dobbiamo dare merito alla squadra di Galfano, perde a Troina 2-1. Che cosa succede in questo campionato? Nulla è scritto. Sicuramente, già la Serie D da sempre è un campionato dove puoi perdere in tutti i campi. Poi Troina comunque è un campo difficile, hanno avuto dei problemi societari, hanno dei punti di penalizzazione, però diciamo hanno preso un buon allenatore che è Galfano ed è sempre un campo molto difficile. Poi la giornata storta ci può sempre stare, comunque questo qua non vuol dire che la Cavese non sia una delle squadre candidate alla vittoria finale insieme ad altre. Tenendo presente tra l'altro che questa vittoria del Troina contro una squadra importante può risultare poi magari decisiva nel momento dei punteggi finali di una classifica che a questo punto è ancora apertissima, soprattutto nella zona bassa. Sì, nella zona bassa purtroppo troviamo squadre come la San Cataldese o il Giarre, che ho visto domenica, che non riescono a fare punti assolutamente per problematiche evidentemente diverse, e quindi questo campionato è molto difficile perché sia dalle parti alte è molto livellato e anche dalla parte bassa, quindi sicuramente nelle partite che verranno dopo si dovrà delineare un po' di più questa classifica, perché in questo momento è un po' difficile da decifrare. Come possiamo decifrare a questo punto il campionato del Città di Aciriale? Perché, attenzione, è in una posizione importante in classifica, vince fuori casa domenica contro la San Cataldese e adesso domani ci sarà una partita certamente non facile contro il Giarre. Ma guarda, questa partita qua col Giarre è una partita, io conoscendo i tifosi acesi, a cui tengono tantissimo, quindi è una partita decisiva. La Aciriale, se riuscirà a fare risultati in questa partita, sia a livello morale, perché per gli acesi vincere il derby col Giarre è una grande cosa, e sia a livello di punti può essere molto importante. Sicuramente hanno costruito una squadra importante, allenata da un allenatore di categoria. Mi dispiace soltanto che ci siano dei problemi tra tifosi e la società. Se riuscissero a fare un po' di unione ulteriore, di stare un po' tutti assieme, di cercare di remare dalla parte giusta tutti quanti, sicuramente la Aciriale è tra le squadre che può dire qualcosa, come ha fatto tutti gli altri anni, perché non ci dimentichiamo che comunque la Aciriale ha fatto sempre dei campionati importanti. Capisco il tifoso acese che vuole tutto e subito, che vuole il primo posto assoluto, però la Serie D ci sono degli investimenti importanti da fare per vincere e delle scelte anche oculate, quindi è vero, non è facile. È vero, è vero. Ahimè invece per la San Cataldese 0 gol fatti, purtroppo tanti subiti, e soprattutto questo 0 in classifica che non vuole andare via. Ma che succede a San Cataldo? Ma guarda, a me dispiace soltanto per Alessandro Settineri, che conosco benissimo e so la bontà del lavoro che fa, però purtroppo nel calcio i numeri sono importantissimi per un allenatore che mi pare che sia la 6ª giornata, sì, che alla 6ª giornata non riesce a fare un gol. Evidentemente non possono essere diciamo tutti forse una rosa un po' i problemi addossati all'allenatore, perché è impossibile non fare in 6 partite neanche un gol. Sicuramente ci saranno dei problemi a livello di organico che io non conosco, però mi dispiace e spero soltanto che nelle prossime partite si possa riprendere, perché non ci dimentichiamo, fino a qualche mese fa Alessandro ha fatto un miracolo, vincendo un campionato dove c'erano squadre attrezzate anche meglio della sua, e quindi purtroppo nel calcio dopo pochi giorni si ci dimentica tutto. È vero, è vero. Guardiamoci comunque il servizio proprio della vittoria del Città di Aciriale 2-0 contro la San Cataldese. D'inizio comincia in questo momento San Cataldese Aciriale. Colpo di testa di Ortolini in avanti per Savanarola. Savanarola entra in campo, prova il tiro, arriva il fischio, parte il tiro di Russo e arriva il gol dell'1-0, minuto 16 della prima frazione. Cambio
Cambio azzeccatissimo quello di Mister De Sanzo, perché a trovare la prima rete è proprio il neoentrato Russo. Si conclude il primo tempo tra San Cataldese e Acireale. Ricordiamo, la formazione ospite si è portata in vantaggio al minuto 16 grazie a un calcio di punizione del subentrato Russo. Arriva il fischio, parte dunque il secondo tempo. Velardi per Tuccio al limite dell'area, prova il tiro Balistreri. C'è Russo sul punto di battuta, il pallone in mezzo, colpo di testa, brivido. Arriva il fischio del direttore di gara. Va Di Marco col mancino, Di Marco. Attenzione perché Russo entra in area. Garetto sbaglia clamorosamente. Balistreri di testa, Velardi. Pallone che si spegne di un soffio sopra la traversa. Salvo. Il pallone in mezzo per Tuccio. Tuccio viene fermato però in posizione irregolare. Ancora Acireale in avanti, c'è una serie di tocchi e arriva il 2-0. Arriva il raddoppio dell'Acireale. Attenzione, ancora Acireale in avanti, ancora Tuminelli sulla destra. Controllo di Tuminelli. Arriva fino in fondo la deviazione di Lacagnina. Ortolini. Ortolini, il pallone in mezzo, tentativo di rovesciata di Russo. Attenzione, possibilità di contropiede adesso per l'Acireale. San Cataldese che inevitabilmente si sbilancia. Ortolini sulla destra, il suo tentativo volante. Finisce qui, game over al Valentino Mazzola di San Cataldo. Acireale si impone per 2-0 sulla San Cataldese. Le reti al 16° del primo tempo di Russo e poi al 28° della ripresa di Tuminelli. Dobbiamo solo continuare a lavorare e cercare di passare questo periodo negativo, perché è un periodo un po' brutto perché perdiamo e non solo, non riusciamo neanche a fare neanche un gol, e quindi è ancora, il rammarico è ancora più grande. Fa brucia perché penso che nel miglior momento nostro abbiamo preso il secondo gol e lì ci ha spezzato le gambe, proprio perché la squadra è molto giovane e quindi abbiamo subito il colpo. Però posso dire solo che noi in settimana ci impegniamo tutti, dallo staff a tutti i giocatori, al più piccolo, cercando di raccogliere più punti possibili la domenica. Poi vuoi la sorte, vuoi che si prendono gol sempre ogni partita e non riusciamo a ribaltare il risultato. Chiedo scusa ancora ai tifosi perché non è bello, non per noi ma soprattutto per loro, perché loro ci hanno girato tutti i 90 minuti sotto la pioggia e questo fa male. Abbiamo fatto bene, siamo andati in vantaggio meritatamente con Russo, poi abbiamo fatto qualche giocata importante, però la concretezza di questa squadra è palese e si vede. Abbiamo rischiato qualcosina, ma giusto qualcosina, però penso che la vittoria non sia mai stata in dubbio. Mi dispiace per queste due perdite, adesso valuteremo piano piano con il dottore e vediamo che cosa ne può uscire. Una squadra battagliera, una squadra aggressiva che sa giocare, infatti il secondo gol penso che sia succo di quello che facciamo durante la settimana, una bella azione manovrata con Tuminelli che è andato alla conclusione, potevamo addirittura triplicare, però va bene così, lo spirito di questa squadra sta crescendo, stanno trovando sempre di più coraggio, va bene così. So benissimo l'amore di questi tifosi per questa squadra, ci devono stare vicino, devono andare oltre a tutte le barriere che si è create in questi 4-5 mesi, perché ripeto, i tifosi devono fare il bene di questa squadra, devono fare il bene di questi ragazzi che danno l'anima, e avere il loro apporto per noi è fondamentale.
Un in bocca al lupo ai tifosi di San Cataldo, ma anche e soprattutto a tutto l'entourage tecnico della San Cataldese che ha così ben lavorato la scorsa stagione. Qualche giustamente difficoltà in questa Serie D, come abbiamo anche sottolineato con mister Tosto, però è anche vero che dalla loro c'è la determinazione, quindi sono sicuro che prima o poi i risultati arriveranno e allora si potrà incominciare ad assaporare anche un gusto un po' più particolare di questa Serie D. Proseguendo, sottolineiamo invece il pareggio tra San Luca e Gelbison 1-1, una Gelbison sorpresa perché l'anno scorso aveva già fatto vedere che aveva delle buone carte per questa Serie D e quest'anno attualmente al secondo posto. Certo, domani mi pare che ci sia È un incontro difficile contro il Lamezia Terme, è un derby quasi, mezzo derby perché loro sono lucani. E questo è un incontro che può dirci tanto rispetto a quello che potrà fare sia l'una che l'altra squadra. Sicuramente ha fatto bene anche negli ultimi anni, come giustamente hai detto tu, quindi questo vuol dire che hanno alle spalle una società seria, fanno una buona programmazione, perché quando non si programma bene fai un'annata buona, l'anno dopo magari poi o retrocedi o fai i campionati così anonimi. Quindi la Gelbison è da diverso tempo che fa degli ottimi campionati, ho visto anche le formazioni degli altri anni, annovera sempre giocatori importanti tra le proprie fila, quindi penso che questa partita di domani possa dire tanto sulla strada. Potrebbe essere una svolta proprio per la stagione. Anche per il Lamezia. È vero, è vero. Tra l'altro hanno pareggiato contro il San Luca che a sua volta ha dimostrato di essere veramente, forse su tutte, la squadra rivelazione. Ma sai, ci sono tante squadre che quest'anno aspirano al salto di categoria. La differenza la farà sicuramente la solidità economica e societaria. Alla fine molti partono, ma poi a dicembre è un viatico, succede. Una strada, sai, si dividono i progetti. Un bivio dove poi si decidono quali sono le squadre che arrivano fino alla fine, quindi aspettiamo dicembre e poi vediamo chi arriva. Che cosa succede? Comunque ci vediamo il servizio, gli highlights del pareggio tra San Luca e Gelbison finito 1-1. Si parte adesso, si fa scavalcare un calciatore del San Luca, adesso si va in aria, il tiro al centro e salvataggio prodigioso da parte di Ferrante, il numero 11 che è proprio di Fiore, poi il tiro, il traversone al centro verso il numero 20 Amenta che va al tiro, attenzione a Di Fiore che torna dalle parti di Chinnici, ancora in percussione, il numero 24 Fois va a trovare Uliano che poi di trivela voleva innescare Coris e il gran tiro, pallone sporcato dall'intervento di Gonzalez, attenzione perché Condemi raccoglie questo pallone al limite dell'area, entra all'interno, buono il cross sul secondo palo, incredibile Crucitti che avrebbe potuto calciare in porta, attenzione Giano che ha la possibilità di tirare, il palo, Coris, gol della Gelbison. C'è un fallo di Mauro che viene espulso, Brunzaniti al centro, morbido il suo traversone, attenzione perché Crucitti va al volo, il gran gol, Antonio Crucitti che fa sognare lo stadio Corrado Albano di San Luca, vediamo perché va verso la tribuna, Frulla, prima però il calcio di punizione di Crucitti, di Mancino, il tiro potente, attenzione! Parata in angolo, triplice fischio, 1-1 tra San Luca e Gelbison, i gol al 14esimo, al 23esimo del secondo tempo di Ionis Coris per gli ospiti, il pareggio di Crucitti al 35esimo del secondo tempo. Noi avevamo preparato la partita sapendo di affrontare una squadra forte e oggi i ragazzi sono stati emblematici prima, durante e dopo anche l'episodio negativo del gol che un po' ha cambiato e rotto gli equilibri, e quando rompi gli equilibri in questi campionati non è mai facile riuscire a riprenderla. Noi nonostante fossimo poi rimasti in 10 siamo riusciti a dare anche una sterzata sotto l'aspetto caratteriale, ma già i ragazzi erano scesi in campo con la mentalità giusta e soprattutto con la verve di una squadra che voleva fare la partita. Poi il primo tempo è stato un po' forse più attendista da parte nostra, sapevamo che comunque questa era una squadra
che soprattutto nei secondi tempi riusciva a dare il meglio di sé, e quindi ci siamo poi preoccupati di riuscire a fare male proprio nel momento in cui c'erano gli spazi per poterlo fare. Siamo stati un po' sfortunati in alcune situazioni, tipo vedi l'azione dove Brucitti al limite dell'area ha perso il tempo e la palla si è fermata, e la stessa situazione sul colpo di testa che si è fermata sulla linea. Con un campo così impraticabile ho chiesto ai miei attenzione e solidità, e mi hanno pienamente soddisfatto per quello che hanno espresso, e fino alla fine hanno tenuto botta ad una squadra che secondo me dirà la sua in questo campionato, ma noi dobbiamo cercare di guardare in casa nostra, e ovviamente piange il cuore perché non so adesso se l'episodio del gol è fuori gioco o meno. L'espulsione di Mauro non l'ho vista e non ci voglio nemmeno entrare sinceramente, anche se poi sono fattori e situazioni che incidono su quello che è stato il match, perché ho dovuto cambiare situazioni, volevo fare dei cambi, ho dovuto correggere in corsa, poi sono uscito e con mister Canonico siamo riusciti a collaborare anche bene e dare comunque più brio alla squadra nei minuti finali nonostante l'inferiorità e lo svantaggio. Non era facile recuperare e ai ragazzi va fatto un grande applauso per quello che è stato tutto il secondo tempo e soprattutto la reazione dopo il gol. Si ferma contro il Santa Maria Cilento invece il percorso positivo della città di Sant'Agata. Nelle ultime settimane aveva fatto tantissimi punti, a dimostrazione che la squadra di Giampà comunque ha dimostrato di avere una certa solidità. Purtroppo contro il Santa Maria Cilento è andata male, ma rimane almeno sino a qui un campionato di grande qualità. Sicuramente, ma anche là hanno programmato bene, hanno preso un ottimo allenatore, la sconfitta di domenica non fa testo perché comunque il campionato del Sant'Agata comunque sarà un campionato per la salvezza e sicuramente vedendo l'inizio... Giampà dice sempre così però, sì, ma lo sottolinea sempre. È la verità, perché l'utenza di Sant'Agata non è che sarà un po', non è una città grande, che poi tutto è possibile, però io penso dalle mie informazioni che sia comunque davvero un campionato per la salvezza tranquilla, e l'inizio ci fa pensare che possano arrivarci tranquillamente. Sono invece molto contento della conferma del Licata, 4-0 perentorio contro una squadra anche di una certa qualità, il Portici. Ma sì, guarda, Petto Romano è una garanzia. Petto Romano, così a memoria mia, mi pare che non abbia mai sbagliato un campionato. Sì. Anche ad Acireale è una piazza difficile un po' per tutti gli allenatori, ha fatto bene ed è ben voluto, ovunque sia andato ha fatto bene, è una persona stupenda, io lo conosco personalmente. È quadrata, come la sua squadra. E poi ha quelle garanzie, i suoi campionati sono sempre degli ottimi campionati, anche là bisogna vedere che tipo di situazione si verrà a creare poi nel girone di ritorno. Tra l'altro, Lucio, devi sottolineare anche un'ulteriore cosa a favore del Licata: avevano in un certo senso smobilitato a fine stagione, sono andati via anche i pezzi migliori, da Capitan Maltese a Cannavò, quindi un po' tutti la guardavano anche con una certa attenzione in negativo. È una città che vive di calcio, quindi i dirigenti non possono tradire le aspettative di tantissimi tifosi. E poi dalla loro c'è una tradizione. C'è una tradizione importantissima, e poi a capo della loro dirigenza c'è un catanese, Massimino, e basta penso il cognome per capire di chi stiamo parlando, quindi alla fine si sono riassestati, hanno preso un ottimo allenatore, come abbiamo detto, anche se devo dire che Giovanni Campanella l'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro. Assolutamente. Guardiamoci la vittoria appunto della squadra di Pippo Romano, 4-0 contro il Portici 1906. Stadio Dino Liotta, sesto turno del campionato di Serie D. Licata, reduce dalla sconfitta sul campo della Lamezia, ospita un Portici reduce invece dal pari interno contro il San Luca. Compagine giallo-blu che ritrova il sostegno del proprio pubblico sugli spalti e lo spingerà a una prova maiuscola che si apre con il primo tentativo di marca ospite. Il mancino di Castagna risulta facile, preda da parte di Truppo. Ci riprovano gli ospiti con un tentativo prima smorzato dalla retroguardia giallo-blu, poi è provvidenziale il salvataggio di Calaiò sul cross dalla destra del solito Castagna, riesce
Ad evitare guai peggiori alla prima porta, alla prima vera occasione a passare in vantaggio però Licata. L'azione è spettacolare col tacco di Samaché, l'imbucata di Candiano sulla corsa di Samaché che irrompe in aria senza chiedere permesso per il vantaggio dei gialloblu. La firma di Boubacar Samaché sul passaggio filtrante da parte di Maiko Candiano. 1-0 del Licata che replicherà di lì a poco. Scappa via sull'otto destro Minacori, palla dentro per Samaché, tutto solo, stoppa, mette nel mirino l'angolino. È Fredda della Valle per il raddoppio del Licata. 2-0 al Dino Liotta. 1-2 micidiale degli uomini di mister Pippetto Romano, che potranno chiudere così la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio, complice la doppietta di Boubacar Samaché. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. La reazione del Portice, tutto nel tentativo pretenzioso da parte di Calvanese, neutralizzato agevolmente da Truppo. Al minuto 55 il Licata dilaga. Samaché restituisce infatti il favore a Minacori, lo lascia correre sull'auto destro, penetra in area Minacori, il diagonale trafigge della Valle per il 3-0 dei ragazzi di mister Pippetto Romano. È uno show al Dino Liotta di Licata, vicino alla rete anche Orlando sugli sviluppi di un corner da destra. La sua zuccata non inquadra però il bersaglio grosso, si prende la scena anche Truppo, inoperoso fin qui, superlativo però il suo intervento sull'incornata ravvicinata di Manfrellotti, pescato dal cross di Marino. Al 72esimo prova a mettersi in proprio anche Mazzamuto, murato il suo destro, arriva Caccetta sulla ribattuta, alto però il destro del capitano licatese. Il poker giallo-blu arriverà presto però con la deviazione sotto porta di Cappello. 4-0, gioco, partita, incontro. Il Licata si impone con una prova veramente superba di fronte al Portici. 4-0, terza vittoria consecutiva in altrettante uscite casalinghe e sale a quota 10 punti in classifica. Ma cosa ancora più importante, può festeggiare con i propri tifosi. Un saluto allora come al solito amici appassionati e appuntamento alla prossima. Falcone Borsellino di Paternò nel turno infrasettimanale di Serie D. Dobbiamo fare un discorso a parte invece per l'FC Messina. Sappiamo benissimo il percorso della scorsa stagione, ma conosciamo molto bene anche quello di questa stagione. Un po' di gran confusione all'inizio, forse potremmo parlare di un ritorno in maniera più chiara in questa stagione di questa compagine messinese, perché tra l'altro ha pareggiato 1-1 in casa contro il Trapani. E già questo a livello tecnico vuol dire tanto, perché Trapani è una corazzata e quindi riuscire a fermarlo vuol dire che a livello tecnico hanno dei mezzi importanti, però là, come hai detto bene tu, non c'è tanta chiarezza, perché già da quest'estate, da tutto quello che è successo, poi hanno fatto andare via qualche giocatore anche molto importante, quindi secondo me la chiarezza è la società che la deve dare. Io quando si parla di squadre messinesi onestamente non mi sbilancio più di tanto, perché poi quello che è successo in estate ci insegna che è molto difficile dare delle valutazioni. Vorrei sottolineare la vittoria del Real Aversa 1925 a Castrovillari, vittoria che ha permesso alla squadra campana di volare adesso solitaria in vetta in questo girone. Sarà una lotta solo in casa Campania tra Cavese e Real Aversa? Ma no, mi dicono che anche la Mezza è un'ottima squadra, e poi io penso che anche la Cireale si possa inserire sicuramente se riesce a fare gruppo e a sistemare la situazione con i tifosi, soprattutto perché per la Cireale il tifo è molto importante per la squadra. Sottolineiamo anche un'altra cosa importante, questo Lamezia che vince fuori casa a Biancavilla. È un Biancavilla che non sta andando sicuramente molto bene, ennesima sconfitta per la squadra di Cozza, a dimostrazione che evidentemente non è solamente un problema tecnico, lì parliamo probabilmente di uno spogliatoio che certamente non sta rispondendo alla grande, e forse probabilmente le idee di Cozza cozzano
contro lo Ma spogliatoio. guarda, là c'è una situazione, dobbiamo partire da lontano, cioè quando un tecnico come Pidatella lascia dopo il ritiro la squadra, qualche problema ci sarà sicuramente. Poi devo dire hanno preso un ottimo allenatore come Cozza, che è riuscito a dare all'inizio uno scossone importante vincendo la prima partita, dopodiché poi c'è stato un blackout di 3-4 partite, ora non mi ricordo, 4 partite, e l'ultima è abbastanza pesante in casa, quindi quando ci sono queste situazioni io non penso che ci possa essere colpa dell'allenatore oppure di qualche, secondo me vanno sempre divise un po' da tutti, no? Sicuramente ci sarà stato qualche errore di organico, ci sarà stato qualche errore dell'allenatore, però Biancavilla negli ultimi anni ha dimostrato di poter fare questa categoria in modo sicuramente facendosi rispettare. Personalmente sono dell'idea che il fatto che Pidatella abbia lasciato ad inizio stagione era già un campanellino d'allarme. Sì, però il fatto che abbia accettato di firmare per questa società un allenatore titolato come Cozza, non penso che sia uno sprovveduto che va a fermarsi un anno in una società, perché sappiamo che per gli allenatori c'è un solo tesseramento all'anno, quindi non penso che uno come Cozza va a firmare se non ha delle garanzie, soprattutto tecniche. Anche perché veniva da una stagione ottima con il San Luca. Quindi non penso proprio. Io poi all'interno conosco bene l'allenatore in seconda, Benny Cascio, quindi il direttore sportivo Merola, e so che sono dei ragazzi che lavorano bene. E certo, è una categoria un po' difficile per tutti, però io penso che il fatto che abbiano preso un allenatore come Cozza, sicuramente questo qua è segno che vogliono fare sicuramente del bene. Poi c'è il mercato aperto sicuramente in queste squadre come Giarre, come il Biancavilla stesso, sicuramente sono squadre che faranno degli aggiustamenti a breve scadenza. Ci metterei anche dentro la San Cataldese. La San Cataldese faranno, e c'è anche da dire che poi chi ha dei giocatori buoni e li paga sicuramente non li fa andare via, quindi bisogna vedere anche chi sono i giocatori disponibili a spostarsi, ma sicuramente saranno delle squadre che avranno bisogno di sistemare l'organico sicuramente. Anche se io sono dell'idea che comunque spesso e volentieri i giocatori guardano anche la posizione in classifica della società da dove viene la richiesta, Sicuramente, soprattutto in Serie D. Sicuramente, ma guardano, oltre questo, sono dei professionisti, perché lasciamo stare il fatto che la Serie D è annoverata tra i dilettanti, ma sono quasi tutti che vivono di calcio, quindi guardano anche l'aspetto economico. E proprio a riguardo di questa vittoria dell'FC Lamezia Terme 4-1 contro il Biancavilla ci sentiamo le interviste post partita. Il risultato può trarre d'inganno, ma è un risultato che si è poi dilatato negli ultimi 20 minuti. Io direi che il primo tempo ci siamo calati bene nel tipo di partita, perché è stata una partita dura e il Biancavilla ha fatto la sua partita, ci ha creato delle difficoltà e la squadra è stata brava a non disunirsi. Al secondo tempo, a mio avviso, sono emersi i valori tecnici, andiamo via con un risultato importante su un campo difficile, quindi rivolgo i miei complimenti ai giocatori che hanno saputo interpretare al meglio questa partita. Quando c'era da soffrire lo hanno fatto, secondo tempo sono venuti fuori con grande personalità. Nel primo tempo siamo andati un po' a corrente alternata, abbiamo qualche volta anche subito l'iniziativa dell'avversario e ci sta, perché a loro erano anche pimpanti, vogliosi, avevano anche avuto qualche rinforzo dal mercato, quindi sono partiti con un atteggiamento aggressivo. Noi abbiamo saputo tenere botta al secondo tempo e direi che sono emersi valori notevoli da parte nostra dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dell'atteggiamento si è vista una squadra che voleva a tutti i costi la vittoria. E fiducia e consapevolezza, dall'inizio stiamo cercando di costruire questo tipo di percorso e anche oggi la partita ha insegnato che vi sono vari momenti in cui soffrire e momenti in cui poter proporre il proprio gioco, e la squadra su questo è stata brava nell'interpretazione, quindi è una prova sicuramente di maturità su un campo non semplice. Sicuramente le vittorie aiutano a recuperare prima e noi la cancelliamo subito. Da domani ci proietteremo per la gara di mercoledì contro un avversario che ha delle ambizioni di alta classifica come le nostre, quindi sarà un bel banco di prova e noi ci faremo trovare pronti. Sicuramente era una partita molto difficile, loro si erano rafforzati negli ultimi giorni e quindi noi
un po' li temavamo, ovviamente, con tutte le altre squadre. Dovevamo vincere e cercare di fare il bottino pieno per cercare di stare sempre aggrappate alle prime. No, siamo un gruppo molto uniti, sappiamo che siamo una squadra costruita per vincere, quindi ognuno di noi deve dare il meglio di se stesso per cercare di raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Ho lasciato per ultima la partita probabilmente più particolare di questa domenica passata, la partita che ha visto la squadra di Alfio Torisi vincere 3-0 contro il Giarre 1946, che a sua volta tornava da un pareggio in terra campana difficilissimo contro la Cavese. Che cosa è successo? So che tu hai visto tra l'altro la partita. Sì, ho visto la partita e ho visto un grande lavoro che si vedeva così guardando la squadra dal di fuori del Paternò, un grande lavoro di Alfio Torisi, e si vedeva in tutti i frangenti della partita, si vedevano dei raddoppi, si vedevano delle diagonali, si vedeva una grande aggressività, cioè questo Alfio è riuscito a trasmettere il suo carattere alla squadra e non è facile, e oltre a questo tatticamente la squadra è messa benissimo. Io sono rimasto impressionato, anche se l'ho seguito negli anni scorsi sia nella promozione sia in eccellenza, ed è soltanto è una crescita continua. Una crescita continua, e io già l'avevo e l'ho detto a più riprese agli addetti ai lavori che le squadre di Alfio Torisi giocano un ottimo calcio, al di là del risultato che alla fine è maturato negli ultimi minuti, il 2-0 e il 3-0, però invece dall'altra parte ho visto grandi problemi all'interno del campo nell'organico del Giarre, perché se anzitutto voglio fare sicuramente molta solidarietà a Gaspare Cacciola, che probabilmente ha pagato anche colpe non sue con l'esonero, e vorrei fare tanti in bocca al lupo a Piero Infantino, che è riuscito a dare una scossa alla prima partita a Cava, che è stato un punto molto importante, però nella partita che ho visto domenica si sono viste lacune pazzesche, poi probabilmente dettate da un quadro tecnico deficitario. Devo dire anche accentuate con l'espulsione di Scalzone, che stavano già sull'1-0, molto accentuate con quell'espulsione, però sicuramente era una partita da vincere a tutti i costi. Dopo il punto di Cava non si è riuscito, e dove il Paternò non ha rubato per niente nulla, quindi c'è molto da lavoro da fare per Piero Infantino, e tanti complimenti invece ad Alfio Torisi. Adesso tra l'altro il Giarre domani gioca contro il Città di Aciriale, e insomma sarà una partita difficilissima. Mancheranno alcuni elementi forse, perché io mi pare che ci sia stato qualche infortunio la domenica scorsa nella Cireale, in casa Cese, gente di un certo valore come Lodi e Savonarola, non so se recupereranno, e dall'altra parte mancherà l'attaccante titolare che è Scalzone. Comunque sarà da sempre Cireale e Giarre, è una partita a cui i tifosi tengono tantissimo, un derby che io personalmente, dove io ho giocato, sono stato in panchina, e ci tengono moltissimo, quindi al di là del risultato, dell'importanza dei punti, è una stracittadina quasi, perché si trovano a pochi chilometri, a cui i tifosi tengono tanto, e ricopre un aspetto molto ma molto importante anche a livello morale, quindi per tutte e due vincere questa partita sarebbe davvero importante. Guardiamoci le interviste post partita per quanto riguarda questa vittoria fuori casa del Paternò 3-0 a Giarre. La partita l'abbiamo preparata in un modo diverso, con un sistema di gioco diverso. Abbiamo lavorato sulla situazione di Gaston fra le linee, ci aspettavamo una linea di 4 loro a centrocampo, e abbiamo provato a mettere l'uomo dietro le linee per cercare di fare male, e ci siamo riusciti. Ma a prescindere da questo c'è da dire che oggi possiamo rafforzare il discorso del dire che il Giarre è una grande squadra. Non sono parole dette dal caso, perché è facile parlare con 1-0-3, però il Giarre ha degli elementi importanti. Poi naturalmente quando perdi un uomo la partita cambia. Noi siamo stati bravi a saper soffrire in parità numerica, e poi nelle ripartenze 10 uomini ci è voluto più facile. Però dico, io vorrei elogiare i ragazzi, perché penso che si sia visto che sulla palla andavamo sempre in 2, in 3,
le sempre preventive sempre pronte, i raddoppi sempre pronti. Non siamo venuti a fare le barricate a Giarre, le abbiamo presi anche abbastanza alti e quindi che dire, io sono soddisfattissimo perché noi miriamo al risultato attraverso la prestazione come abbiamo sempre fatto e anche oggi con la nostra umiltà che ci ha sempre contraddistinto abbiamo preso 3 punti fondamentali per il nostro percorso. Noi non siamo una squadra, assieme allo staff lavoriamo, non giochiamo per schemi, siamo una squadra che gioca per principi, per sottoprincipi di gioco e quindi quando noi, come oggi, abbiamo cambiato sistema di gioco per affrontare il Giarre che avevamo studiato assieme allo staff, con tutte le informazioni ultime dalla partita di Cava per quello che hanno fatto, abbiamo preferito cambiare sistema di gioco e quindi tutto quello che fanno i ragazzi è frutto del lavoro che fa lo staff tutta la settimana. Sapevamo che, ripeto, venire qua e giocarsela in questo modo potevamo anche forse un po' rischiare, no? Perché magari era più logico venire qua a fare barricate, però ci siamo fatti forte dei punti che avevamo e quindi siamo venuti qua con la massima spensieratezza, abbiamo messo i nostri argomenti e i ragazzi presumo che abbiano meritato di fare questo risultato attraverso una prestazione. Se c'è un colpevole oggi è l'allenatore, perché ho chiesto qualcosa che soprattutto è un modulo molto dispendioso, un modulo che dà aggressività in avanti, tanti meccanismi ancora non ci sono, però come abbiamo fatto domenica abbiamo tracciato una linea, abbiamo un progetto da portare avanti. Non mi sono esaltato domenica ma neanche mi deprimo oggi, ho le idee molto chiare sulla squadra. Sicuramente questa squadra si sistemerà, qualcuno recupererà, non ci voleva l'infrasettimanale perché ad oggi veramente siamo contati, abbiamo portato tutti i ragazzi anche infortunati in banchina per arrivare a 20, però non cerchiamo alibi, sarei stupido cercare l'alibi dell'arbitro, dell'espulsione. Oggi dobbiamo fare un esame ben preciso per quello che vogliamo fare e per come i giocatori stanno. Però con tranquillità mi dispiace e chiediamo scusa ai nostri tifosi perché si aspettavano una grande reazione nostra, ma la reazione c'è stata, ma è soprattutto una reazione nervosa, non né tattica né tecnica, molti errori tattici, molti errori di passaggi tecnici e questo è figlia del momento, è figlia della classifica. Loro in questo momento hanno grande entusiasmo, loro sono più squadra, loro hanno qualche conoscenza di squadra, di gruppo. Si vede che è una squadra che hanno ben principi, stanno bene fisicamente, mentalmente. Chi vince ha qualcosina in più perché l'episodio è sempre positivo. Noi in questo momento qualsiasi cosa succede i ragazzi ne risentono, però io ho detto di stare tranquilli, sereni. Hanno preso Infantino perché sono 18 anni che faccio queste categorie, devono stare sereni, abbiamo idee molto ma molto chiare. Non mi aspettavo il 3-0, mi aspettavo grande difficoltà perché conosco l'avversario, conosco la mia squadra e so che ancora per quello che dobbiamo fare siamo al 50%. Complimenti alla squadra di Alfio Torisi, un Alfio Torisi che sta volando altissimo nella classifica di questo girone I del campionato di Serie D. È anche vero che siamo soltanto alla 6ª giornata. Non voglio giustamente buttare acqua sul fuoco, però è anche vero che forse è ancora un po' troppo prematuro parlare di responsi definitivi. No, assolutamente no, noi stiamo valutando quello che vediamo domenicalmente nei campi di calcio, non soltanto a livello di risultati. Io personalmente sono andato a vederla sta partita e ho visto quello che ho detto poco fa, un grande lavoro che si vede da tante cose in fase di possesso, fase non possesso, tanta aggressività, tanta corsa, squadra messa bene, che rischia pochissimo, che sfrutta tutte le occasioni che gli si presentano. Poi è chiaro che gli episodi dell'espulsione agevano un po' la cosa, però ripeto, il Paternò non ha rubato nulla e per ora si stanno godendo, ho visto anche un gran numero di tifosi, stanno godendo questo bel
quel momento... È un Paternò che sta sognando. Sì, però... Anche se Alfio mette chiaro, sempre i piedi per terra in tutto. Ma è chiaro che gli obiettivi sono di una salvezza tranquilla e sicuramente così sarà, però in questo momento è lecito sognare. Bene, abbiamo dunque concluso lo spazio dedicato al campionato di Serie D, adesso arriva da questa settimana lo spazio mensile dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Una conferma dunque per l'AIAC, che anche per quest'anno sarà presente all'interno della nostra trasmissione. Abbiamo già annunciato all'inizio di questa ennesima collaborazione con la sezione di Catania, parlando con Lucio Tosto, che è il presidente appunto del comitato catanese. L'AIAC in prospettiva 2022, l'AIAC Sicilia sta sviluppando nuovi percorsi? Non stiamo facendo altro che rispettare i primi punti, diciamo, del programma all'ordine del giorno di quando ci siamo insediati, che sono quello della formazione e della crescita a livello tecnico. Lo abbiamo fatto quando in tempi brutti, no? Quando c'è stato il Covid, l'abbiamo fatto con ausili tecnici, abbiamo fatto dei webinar, quindi ci siamo avvalsi di quello che ci poteva permettere il momento, la situazione, abbiamo fatto dei webinar importanti. Ora che la situazione, diciamo, ce lo permette, abbiamo iniziato anche a fare degli stage di presenza, che sono poi le cose che io preferisco e penso anche se ad inizio puntata hai sottolineato che magari avresti gradito più presenza da parte di alcuni allenatori. Sì, sicuramente. Dicevo, ora arriverò a questo punto pure. Ora stiamo facendo, diciamo, questi stage di presenza, che sono quelli che tutti noi uomini di campo amiamo, no? Certo. Sì, va bene fare webinar, sì, online, siamo là, guardiamo, però poi le sensazioni che si provano a guardare uno stage con Marco Onorati, per quanto riguarda i portieri, come abbiamo fatto l'altra volta, quello là per la preparazione atletica con il professor Roberto Calogero, non possono essere mai quelli che poi si vedono sullo schermo. Chiaro. Io poco fa ho denunciato una cosa, perché negli anni magari sentivo dire ma l'AIAC lavora poco, non lavora, questa è una cosa falsa. Smentiamo. Perché la prova è questa qua: in questi 2 ultimi stage ci sono stati pochissimi allenatori che hanno aderito ai miei inviti, quindi noi stiamo lavorando e chi ha sempre torto chi non c'è. Abbiamo cercato poi di metterli in rete questi stage, e sono stati molto seguiti, però io ripeto, se noi organizziamo queste cose di presenza, io vorrei molta più partecipazione da parte degli allenatori, cosa che non c'è, ma capisco che è un male italiano quello di lamentarci sempre, però quando poi abbiamo le prove che l'AIAC lavora e non veniamo a presenziare, e allora io ho la coscienza dell'AIAC, ce l'abbiamo a posto, e quindi continueremo ad organizzarle, sperando che gli allenatori capiscono che uno scambio di idee, uno scambio di visione sicuramente ci farà crescere a tutti. A breve inizieremo anche i corsi, e questo lo dico così magari per poter, così possano gli allenatori già saperlo in anteprima, a breve inizieranno i corsi di aggiornamento, sperando di farli stavolta anche questi di presenza, e quelli sono obbligatori, quindi è vero. La presenza ci dovrà essere, e così avremo modo anche di vederci se si faranno di presenza, che è sempre un piacere rivederci e scambiare poi qualche idea, qualche sensazione. La presenza dell'AIAC qui a Penalty è mensile, e ogni mese accompagnerai un vostro associato. Sì, abbiamo iniziato l'anno scorso, di questo ti ringraziamo sempre, perché per noi è importante far vedere alle persone tutto quello che facciamo e far conoscere anche chi lavora dietro le quinte, che non è solo il Lucio Tosto presidente, ma tutti i ragazzi, sia i consiglieri che sono stati eletti, che i referenti di ogni categoria, che stanno lavorando benissimo, e gli stage che stiamo facendo sono una testimonianza, quindi io porterò ogni volta uno di loro per farli conoscere, per far dire da loro il lavoro che abbiamo fatto in quel mese e quello che ci prefiggiamo di fare il mese successivo. È una vetrina importante, Ettore, ti ringraziamo tantissimo, perché per noi è molto importante questo spazio. Sottolineiamo anche che giorno 11 c'è stato questo importante stage appunto con Marco Onorati. Ci guardiamo il servizio realizzato da Giuseppe Signorino.
Allenare i portieri, una grande responsabilità. Un ruolo delicato su cui l'Ajax Catania ha voluto concentrare l'attenzione in occasione degli stage programmati nell'anno 2021. Nelle scorse settimane, sotto i riflettori, la figura del preparatore atletico, adesso quella dei numeri 1. Organizzata dall'Associazione Italiana Allenatori Catania, presieduta da Lucio Tosto, la seduta di allenamento è stata condotta e curata da Marco Onorati. Uno stage di alta qualità, svoltosi sui campi Pinea di San Gregorio, che ha consentito ai giovani della scuola Mario Russo, tecnico che è anche referente Ajax per il settore portieri, di svolgere, in sintesi, un'intera settimana di allenamento. È importante che ogni squadra abbia il proprio preparatore dei portieri, perché è un ruolo che non c'entra niente con i 10 giocatori di movimento, e solamente un ex portiere può allenare un portiere, e di conseguenza da diversi anni ormai le società hanno capito che c'è questa utilità. Bisogna organizzarli di più, anche non solo per i ragazzi ma soprattutto per i colleghi, per avere delle ispirazioni, per conoscere altre metodologie. Anche io vado a vedere altri colleghi, anche inferiori alla categoria in cui io alleno, perché mi possono dare delle ispirazioni, mi possono dare delle inventive per costruire delle esercitazioni nuove. Ecco, com'è cambiato il ruolo del portiere, se mai ci fossero stati cambiamenti da quando giocavi tu al 2021 ad oggi? Allora, intanto negli ultimi anni si gioca molto di più con i piedi, e quindi il portiere deve lavorare, oltre alla tecnica del portiere, deve imparare anche la tecnica di base, quella con i piedi. E in più, ai miei tempi, c'erano regole un po' restrittive a confronto di ora. È cambiato molto. Diciamo che si avvicina molto a un portiere di calcio a 5. Marco, cosa spinge un ragazzo che si sta approcciando al calcio a diventare un numero 1? Allora, per diventare numero 1 lo devi avere dentro, devi avere coraggio, devi avere l'impostazione, predisposizione e molto sacrificio, perché il portiere è un ruolo bello, ma c'è molto da lavorare. Complimenti dunque all'Ajax, perché comunque organizzare uno stage con un personaggio importante quale è Marco Onorati dà ancora ulteriore qualità al vostro progetto. Ma anche lui da ringraziare, perché si è messo subito a disposizione. Marco, sappiamo che Marco sta lavorando a Messina, col Messina, sì, la squadra di Serie C, e quindi lui nell'unico giorno libero che ha avuto è venuto con molto entusiasmo e molta umiltà a effettuare questo stage, e non possiamo che ringraziarlo. Marco ancora una volta si è rivelato quella persona che tutti a Catania conoscono come una grande persona, ma soprattutto un grande professionista. Perfetto, allora l'appuntamento con l'Ajax Catania è per il prossimo mese, intorno alla metà di novembre, con le prospettive dei nuovi percorsi che affronterete. Posso solo anticipare una brevissima cosa, che ora andremo a toccare anche la parte del calcio a 5, perché noi non stiamo tralasciando, e questa è una cosa molto interessante, nessuna disciplina. In estate abbiamo fatto anche beach soccer, noi stiamo toccando tutte le discipline, perché l'Ajax deve c'è anche il femminile, abbracciare tutti. Speriamo bene di fare qualcosa anche col femminile, anche se devo dire che Catania poche squadre, quindi è difficile lavorare. Però il prossimo obiettivo nostro è quello di fare, dato che abbiamo una squadra importante di calcio a 5 con 2 allenatori spagnoli che davvero molto preparati, faremo qualcosa al palazzetto di Catania con loro, un allenamento magari seguito, no? Poi lo metteremo in rete, però io conto che chi è interessato a questa disciplina venga di presenza a vedere quello là che fanno questi allenatori con la squadra, con la Meta Catania, che è un lavoro, mi dicono, vice campioni d'Italia tra l'altro, quindi insomma grande qualità. E soprattutto vediamo un lavoro di 2 tecnici spagnoli che sicuramente apporteranno delle novità. Bene, allora a questo punto ci fermiamo, diamo spazio alla pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete sempre con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che siamo in onda ogni martedì alle 21 e poi con la replica il mercoledì sera dopo la mezzanotte. Abbiamo messo da parte il campionato di Serie D, abbiamo anche parlato dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, con la presenza di Lucio Tosto, che rimane con noi anche per parlare del campionato di eccellenza, un campionato di eccellenza che come al solito riserva sempre grandi sorprese. Partiamo subito con il girone A. Si è giocata la sesta giornata, guardiamo subito i risultati. Cus Palermo che perde in casa 2-0 con il Canicattì, Mazzarese.2 batte Castellammare 3-0, Casteltermini Parmonval 2-2, Dolce Onorio Marsala Unitas Sciacca 0-0, Mazzara Calcio batte Enna 1-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Nissa FC 2-1, Profavara batte Don Carlo Misilmeri 1-0. La partita Monreale-Acragas si giocherà domani mercoledì. Guardiamo la classifica, dove abbiamo l'accoppiata Canicattì e Mazzarese.2 in testa con 13 punti, 12 punti per la Don Carlo Misilmeri, 10 punti per Acragas, Nissa FC, Mazzara Calcio e Castellammare, 9 punti per il Profavara con 8 l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, 7 punti per l'Enna, 6 punti per la Parmonval e l'Unitas Sciacca, 5 punti Casteltermini, 3 punti il Cus Palermo, 2 punti il Monreale che chiude la classifica insieme alla Dolce Onorio Marsala. Il prossimo turno si giocherà domenica prossima, sarà la settima giornata. Questi gli incontri: Parmonval Castellammare, Acragas 2018 Casteltermini, Canicattì Don Carlo Misilmeri, Enna Calcio Monreale, Nissa Dolce Onorio Marsala, Oratorio San Ciro e San Giorgio Profavara, Mazzarese.2 Cus Palermo ed infine Unitas Sciacca Mazzara Calcio. Una mezza sorpresa, ma sicuramente meritata, la prima posizione in classifica del Canicattì che vince contro il Cus Palermo. Un Cus Palermo da metà classifica, vita facile per la squadra agrigentina secondo te? Ma guarda, il Canicattì che sia l'anno buono per il Canicattì, perché ci ha provato parecchi anni, ha anche impegnato... Ha anche speso tanto negli anni. Ha impegnato risorse economiche, umane abbastanza, che sia l'anno buono questo qua per il Canicattini. Penso comunque che in questa tua graduatoria, in questa tua classifica, alla fine quella che verrà fuori sicuramente sarà anche l'Acragas, perché oltre che essere allenata da un catanese che ha vinto tanto come Peppe Anastasi, anche là si è investito tanto e quindi penso che alla fine uscirà fuori l'Acragas. Anche perché prima va via da questa categoria e prima si possono avere più soddisfazioni in tante altre piccole realtà. Questo qua è un campionato, questo girone di eccellenza è difficilmente, da sempre, difficilmente decifrabile, perché ci sono tanti capoluoghi di provincia, tante squadre quantomeno di seconda linea e alla fine poi comunque molte di quelle squadre che ho detto io, anche di capoluoghi di provincia, non riescono, pur spendendo tanto, a farcela. Quest'anno io penso che so delle importanti, diciamo, impegno a livello economico da parte dell'Acragas e penso che potrebbe essere anche l'anno buono, vedendo anche chi è l'allenatore, perché è una garanzia anche lui. L'allenatore spesso e volentieri in queste categorie, sì, tu me lo insegni, spesso e volentieri fa la differenza. Fa la differenza anche perché Peppe Anastasi è uno di quelli che non si butta alla prima occasione, ma deve vederci chiaro, deve avere delle garanzie ben precise, e quindi se lui è andato là sono convinto che prima o poi usciranno fuori. Guardiamoci il servizio della vittoria 2-0 fuori casa, quindi del Canicattì contro il Cus Palermo. Bentrovati con la sesta giornata nel campionato di eccellenza siciliana. Si gioca al centro sportivo universitario di Palermo. La sfida tra Cus Palermo e Canicattì, padroni di casa reduci dalla sconfitta per 3-1 contro la Don Carlo Misilmeri. È stata sconfitta la prima in campionato per la formazione ospite 1-0 contro il Castellammare. Fischia il signor Comito di Messina, assistenti catanese, anch'esso della sezione Peloritana e Torre di Barcellona Pozzo di Gotto. Parte subito bene il Canicattì, cross dalla sinistra di Gueye, colpo di testa
di Benny Raci, clamorosa traversa e sono passati appena 10 minuti di gioco. I biancorossi cercano subito di rendersi pericolosi e colgono il legno al 28esimo. La risposta da parte del Cus Palermo, calcio d'angolo, compagno più in alto di tutti, leggermente alta sopra la traversa, la sua torsione. Dal rinvio invece il portiere trova direttamente Gueye, deve rallentare il numero 9 di mister Bonfatto. C'è lo scarico per Iraci effettuato con i tempi giusti, non però per l'ex Dattilo che si lamenta per il passaggio del compagno. Qui Iraci invece conquista il pallone, entra in area, viene atterrato così da Salamone. Calcio di rigore per il Canicattì quando siamo al 34esimo. Benny Raci sul punto di battuta, Mortillaro para, poi ancora Iraci, Mortillaro lo stende, secondo calcio di rigore nel giro di pochi secondi per il Canicattì e ammonizione per l'estremo difensore del Cus Palermo che però si esalta. Ancora Iraci, ancora Mortillaro. Incredibile quello che succede al centro sportivo universitario di Palermo. 2 rigori consecutivi conquistati dal Canicattì, 2 errori di Iraci, 2 parate di Mortillaro. Termina così il primo tempo, reti bianche ma non poche emozioni tra Cus Palermo e Canicattì. Partiamo col film della ripresa. Al 52esimo Garufo scucchiaia dentro per Iraci sul filo del fuorigioco, trova però l'esterno della rete. Al 56esimo attacca la formazione di mister Bonfatto alla sinistra, Iezzi mette dentro, Gueye anticipa tutti e 0-1 Canicattì. Si sblocca il risultato al centro sportivo universitario di Palermo con la firma del numero 9 biancorosso. Al 58esimo la risposta del Cus Palermo è tutta in questo tiro dalla distanza, conclusione da circa 28 metri, pallone facile tra le braccia di Guddo. 66esimo Tedesco apre alla conclusione di Iraci, pallone sull'esterno della rete. Minuto 68 Di Mercurio ringhia sull'avversario, recupera il pallone, lo allarga a destra dove c'è Iraci defilato, mette all'indietro ancora Gueye. 0-2 Canicattì, doppietta di Gueye, grande protagonista di questo match. Balletto annesso con Privitera per festeggiare. Cambia allora per mister Bonfatto, escono Morana e Iezzi dentro. Biondo è Gradito al 79esimo, lo stesso Gradito cerca il destro a giro, pallone deviato, ci prova il portiere ad arrivarci, subisce il fallo da parte di Gueye. Ancora cambi per il Canicattì, escono Garufo e lo stesso Gueye dentro, Caternicchia e Toledo. All'86esimo Iraci all'ultima occasione per arrivare sul tabellino dei marcatori, non riesce a sfruttarla grazie anche alla parata del portiere. Poco dopo lascia spazio a Pidanza, ultimo tentativo da parte del neoentrato Di Paola in casa Cus Palermo, ma di lì a poco soltanto il triplice fischio. Torna alla vittoria il Canicattì in questo anticipo del sabato di eccellenza e lo fa per 2-0 in casa del Cus Palermo. Grande protagonista Gueye, autore di una doppietta. È tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Sconfitta del Castellammare 3-0 addirittura in casa contro questa Mazzarese .2 che insieme al Mazzara tenterà di vincerlo questo girone. E certo, anche là comunque è una città abbastanza importante, anche quella è una città Mazzara dove io sono andato spesso a giocare, dove si vive di calcio e quindi certo 2 realtà per una città così mi sembrano un po' troppe, però certo probabilmente non dico tutte e 2 ma una. Non sono riuscita all'inizio di stagione a trovare sintonia e non dico che c'è guerra ma non c'è molto amore. Certo, ma questo qua a volte porta sai a, diciamo, a rinforzare le squadre, no? A prevalere l'una sull'altra quando ci sono queste stracittadine, però certo è un impegno economico importante per tutte e 2 squadre che, come dici tu, se si fosse magari trovata un'intesa sicuramente convergendo tutte le risorse potevano fare un campionato sicuramente ancora più da vertice. Da protagonisti, è vero. Mazzara Calcio che comunque domenica in casa batte a sua volta un'altra importante realtà che è l'Enna, vince 1-0, ritorna nella zona alta della classifica, mentre probabilmente l'Enna con questa sconfitta forse ridimensiona il suo progetto? Ma sai, ancora la strada è lunga, Sebbi è un vecchio lupo di questi campionati, anche là so che c'è una dirigenza, anche quello è un capoluogo di provincia, già dall'anno scorso Sebbi ha lavorato bene, e Sebbi Catania, e quest'anno certo manca secondo me qualche punto alla classifica attuale, ma sicuramente quella là è una squadra che potrà alla lunga inserirsi. Certo, attualmente i punti che hanno dicono, soprattutto dopo questa sconfitta
sconfitta che... Anche perché poi recuperare è sempre più difficile. Certo, poi non ci scordiamo che a Enna poi c'è l'handicap di quelle 3-4 partite che si devono rinviare e poi te le ritrovi in settimana, e quello è un handicap che diciamo alla fine ti lascia qualche punto. È vero. Sentiamoci le interviste post partita dopo appunto la vittoria del Mazzara 1-0 contro l'Enna. Sapevamo dell'importanza di questa partita, il mister in settimana ci aveva parlato e anche preparato bene a questa gara, appunto perché incontravamo un avversario molto ostico che era molto difficile per come la costruzione della squadra è stata fatta. Quindi io sono contento soprattutto perché comunque con il mio gol ho portato i 3 punti a casa, però penso sempre che non è una vittoria del singolo, ma è tutta la squadra che poi alla fine porta il risultato a casa. Lo dedico intanto a tutti quelli che mi sono stati sempre vicini, quindi la mia ragazza, la mia famiglia, ma anche una dedica speciale lo vorrei fare al dottor Scaturro, che viene da un intervento e quindi il gol va anche a lui. È stata una bella partita di entrambe le parti, una partita giocata da tutte e 2 le squadre, giocata a viso aperto, volevano vincere tutte e 2 le squadre. Il Mazzara ha fatto gol, ha creato tante occasioni da gol, anche lei ha avuto le sue occasioni, quindi che dire, è un bel spettacolo di nuovo a Caro, una bella partita da 2 squadre belle, blasonate, corazzate, anche se noi teoricamente siamo, posso dire, inferiori, ma non lo dico perché i miei ragazzi stanno dimostrando il contrario, e forse se la giocano con tutti, e quindi siamo veramente contenti di questa vittoria. È crisi a Caltanissetta? Perché arriva un'altra sconfitta dopo le eliminazioni di Coppa, perdono contro l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, settimana scorsa trambusto nello spogliatoio, 5 importanti giocatori lasciano la squadra, il presidente ha assicurato che resetterà tutto, purtroppo poi si doveva giocare domenica, è andata male, ma probabilmente arriveranno momenti migliori anche per la squadra nissena. Ma questa era una sconfitta per tutto quello che abbiamo letto in settimana, si può dire annunciata, e poi il presidente può dire quello che vuole, ma quando 5 giocatori lasciano la squadra e non vengono mandati ma lasciano la squadra, qualche problema ci sarà sicuramente. Noi non conosciamo le dinamiche interne alla società, però sono giocatori importanti che lasciano una squadra come la Nissa, anche una squadra di un certo livello, una blasonata, quindi ci saranno dei problemi, il presidente dice di poterli risolvere, aspettiamo, no? Il presidente è una persona determinata, lo abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, ha confermato che comunque l'obiettivo è quello quantomeno di giocarsi i playoff alla grande. Sì, ma bisognerebbe capire il perché 5 giocatori, non uno ma ben 5, hanno lasciato questa squadra. In settimana c'è stata l'importante vittoria del Pro Favara in Coppa proprio contro la Nissa. Questa domenica lo scontro al vertice contro la Don Carlo Missilmeri, e conferma dunque per la squadra del Pro Favara, che batte quella che sino a 7 giorni fa era la squadra leader di questo girone A del campionato di eccellenza, un Don Carlo Missilmeri che comunque ha dimostrato di starci in questo gruppo di testa e che potrebbe ambire anche ad una promozione. Sì, vabbè, ma ci può stare questo risultato, perché si sa, quando c'è una partita del genere dove si scontrano due squadre ben attrezzate, può succedere di tutto, siamo agli inizi, quindi una battuta arresto per Don Carlo era anche preventivabile, quindi poteva succedere. Ora non so, la partita non l'ho vista, non so com'è andata, però ancora è molto presto. Quindi... È ancora molto presto. Tra l'altro, insomma, la Don Carlo Missilmeri lo ha sottolineato anche con l'acquisto, o meglio l'ingaggio di Salvatore Utro. L'obiettivo è quello di andare in Serie D. Infatti, ricordate una cosa importante, questo qua, l'ingaggio di Utro, che sappiamo, no, cosa ha fatto a Marina di Ragusa, è un segnale positivo, quindi la sconfitta ci può stare, però è un allenatore che lavora, diciamo, a lunga scadenza, Utro, quindi i risultati si vedranno sicuramente tra qualche partita. Allora, voglio ricordarti le squadre che in questo momento sono nella zona alta della classifica. Abbiamo il Canicattì e la Mazzarese, quindi il Mazzara, la
Don Carlo Missilmeri, l'Acragas, la Nissa, appunto l'altro Mazzara. Sottolineerei anche la presenza del Castellammare, però poi c'è Favara e c'è anche Lenna. In poche parole 8-9 squadre che possono ambire tutte alla vittoria finale. Ma a parte che siamo agli inizi, abbiamo detto una cosa all'inizio di trasmissione per la Serie D che vale anche per l'eccellenza, vedremo dopo dicembre chi riuscirà a mantenere gli impegni economici, perché è la cosa più importante. E comunque ho anche detto prima che questo girone è sempre il più difficile da decifrare. Tra l'altro in questo girone ci sono stati pochissimi cambi d'allenatore, quindi stabilità in questo senso che fa piacere anche all'Ajax. Questa è una cosa positiva, anche se poi sai, l'altra faccia della medaglia è che ci sono allenatori a casa che sperano di poter allenare. Vabbè, succede. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di eccellenza. Anche in questo girone si è giocata la sesta giornata, guardiamo subito i risultati. Leonzio 1909 batte AC Sant'Antonio 3-0, Ragusa batte Atletico Catania 6-2, Città di Siracusa Nebros 1-1, Igea 1946 Real Siracusa Belvedere 0-0, Ionica FC batte AC Catena 3-0, Santa Croce batte Città di Viagrande 2-0 ed infine Città di Taormina vincente contro l'Ispica per 2-1. In classifica abbiamo di nuovo la accoppiata Egea 1946 Ragusa Calcio, in testa con 16 punti, 15 per il Città di Taormina, 10 punti per il Real Siracusa Belvedere insieme alla Nebros, 9 punti per la Leonzio 1909, 6 per la Cicatena insieme alla Virtus Ispica 2020, con 4 il Santa Croce, 3 punti per il Città di Siracusa, 0 punti infine per l'Aci Sant'Antonio, Città di Viagrande e Atletico Catania. Si giocherà domenica la settima giornata, questo è il tabellino degli incontri. Città di Taormina Egea 1946, AC Catena Carlentini, Atletico Catania Città di Siracusa, Città di Viagrande Nebros, Leonzio 1909 Virtus Ispica 2020, Ragusa Calcio AC Sant'Antonio, Real Siracusa Belvedere Ionica FC ed infine Palazzolo Santa Croce. Un'accoppiata che probabilmente ce la porteremo fino alla fine della stagione, Igea 1946 e Ragusa Calcio. Entrambe hanno una gran voglia di tornare in Serie D, entrambe hanno speso tantissimo, entrambe hanno una società alle spalle sicuramente solida. Sì, Ettore, sono d'accordo, queste sono le due squadre che ci troveremo fino alla fine, non so se poi il Siracusa riuscirà a risalire. Troppo attardato, È troppo attardato, lo so, parlo anche di playoff e il Città di Taormina, però queste due sicuramente, perché come hai detto bene, soprattutto a livello societario si sono attrezzati bene e poi hanno anche un ottimo organico, quindi sono le società che se la contenderanno fino alla fine e vedremo chi la spunterà. Potrebbe tentare di essere ancora più sorpresa questo Città di Taormina? Sì, però Taormina è sempre stata una squadra che ha fatto ottimi campionati, però a un certo punto si ferma sempre. Io spero che sia l'anno buono, che si possa inserire in questa lotta, perché ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poterlo fare. È chiaro che le due che abbiamo detto prima, l'Igea e il Ragusa, hanno qualcosina in più. Voglio ritornare a parlare dell'Egea 1946 perché prima vi voglio fare vedere il servizio e poi voglio parlare con Mister Tosto per capire se le realtà messinesi hanno una spanna in più rispetto a tante altre realtà delle province siciliane. Si ferma a 5 la striscia di vittorie di fila della capolista Egea che davanti ai propri tifosi, tornati finalmente sugli spalti del Dalcontres Barone, riaperto al pubblico, non riesce ad avere la meglio di uno scorbutico Real Siracusa Belvedere. I giallorossi approcciano comunque bene al match e dopo 8 minuti il colpo di testa di La Spada si perde alto sulla traversa. La risposta ospite 10 minuti più tardi con la botta da fuori di Spoto che non trova lo specchio della porta. Poi l'Igea torna a spingere per 2 volte Lucarelli a mettere in apprensione la difesa siracusana
siracusana al 32esimo e al minuto 40, ma i suoi tentativi non sortiscono l'effetto sperato. Nella ripresa subito ospiti pericolosi con Miraglia che da fuori chiama Di Fina alla parata. Passa un minuto e sul ribaltamento di fronte l'Igea la potrebbe sbloccare con la Spada che davanti al portiere però centra in pieno la traversa. Al 55esimo è invece il Real Siracusa a rendersi minaccioso con Miraglia, anticipato in extremis da Franchina. I giallorossi provano a riorganizzarsi e dopo il tentativo di testa del solito La Spada finito alto sulla traversa, i giallorossi troverebbero la rete del vantaggio con Dall'Oglio che al minuto 66 mette alle spalle di Cerruto il servizio di Franchina, ma il primo assistente Quattrotto di Messina ferma il capitano igeano per una presunta posizione di fuorigioco. Le immagini non chiariscono l'accaduto. Nonostante ciò la squadra di Alizzi non si perde d'animo e 6 minuti dopo il vantaggio per i giallorossi sembra cosa fatta, ma il sinistro di Giovanni De Marco si perde incredibilmente a fil di palo. Dall'altra parte il Real Siracusa non sta a guardare, 60 secondi dopo l'estremo barcellonese Di Fina deve superarsi sulla conclusione di Frittitta. Nel finale l'Igea tenta il tutto per tutto e solo 2 super parate di Cerruto su Giovanni De Marco al minuto 79 e De Gaetano un minuto dopo negano i giallorossi il gol vittoria. L'ultima occasione per i padroni di casa capita sui piedi di De Gaetano che al 93esimo però spara alto sulla traversa. Con questo pareggio l'Igea si porta a quota 16 punti in classifica e viene agganciata al primo posto dal Ragusa, mentre il Real Siracusa Belvedere sale in sesta posizione con 10 punti. Complimenti al Real Siracusa Belvedere che porta a casa un pareggio pesantissimo in un campo che sappiamo tutti è molto difficile, quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Certo, questo qua è un risultato importante, dall'altra parte è un passo falso da parte dell'Igea che diciamo in questo si è fatta raggiungere dal Ragusa. Si è fatta raggiungere in casa, specialmente sono punti da non perdere, ma questo testimonia che comunque anche l'eccellenza è un campionato dove mai dire mai nelle partite, bisogna giocarsele tutte fino alla fine e non c'è nulla di scontato. Ritorno a parlare del discorso che ho detto prima del servizio dell'Igea 1946 perché sono molto curioso di conoscere il tuo parere. Perché le realtà messinesi hanno spesso e volentieri una spanna superiore a tante altre province siciliane? Guarda, là c'è una tradizione dove si alternano queste due città che sono Capodorlando e Barcellona. Ci metterei Milazzo pure, E Milazzo però che sta risalendo pian pianino. Sono là, questo triangolo là, che una di queste va sempre a vincere qualche campionato, poi puntualmente, non so il motivo, fallisce. E che il problema è che là trovano sempre un imprenditore da quelle parti dove investe, ma investe non con tanta programmazione, investe nel giro di 2-3 anni e poi fatalmente Eppure il Città di Sant'Agata in Serie D si sta comportando bene, Quest'anno sta facendo un campionato forse anche superiore alle aspettative, ma ripeto perché ha fatto i passi uno alla volta e quindi si è radicato in questa categoria e quindi sta facendo bene appunto per questa programmazione. Quindi probabilmente potremmo rivedere prestissimo i fasti della vecchia Egea, potremmo rivedere il Milazzo di nuovo in Lega Pro. Di solito loro si alternano, la storia dice questo, io sicuramente... Però stanno ritornando. Stanno ritornando, però quella che il ritorno imminente diciamo è quello dell'Igea, sicuramente. Poi magari fra 2 o 3 anni tornerà salendo magari l'Orlandina e retrocede l'Igea. Quasi sempre diciamo si alternano, almeno nella storia, quando io sono nel calcio vedo queste situazioni là, perché trovano un imprenditore che investe. Beati loro. ma ripeto, però beati loro non è un imprenditore che investe con tanta programmazione, programmano quei 2 o 3 anni per arrivare poi al massimo. Bene. Ok, allora abbiamo concluso anche per quanto riguarda il girone B del campionato di eccellenza. Congediamo anche la presenza del presidente AIAC di Catania Lucio Tosto, con il quale rimandiamo l'appuntamento a tra poco più di un mese con la presenza fissa all'interno della nostra trasmissione con la rubrica dell'AIAC. Cosa andrai a vedere mercoledì? Sicuramente il derby. Mercoledì vorrei vedere la Cireale e rivedere il Giarre, perché devo dire oggi sono rimasto molto deluso, spero sia stato soltanto un episodio, e poi è un grande derby e quindi mi piacerebbe vederlo anche in una struttura, in una tribuna come si deve, come quella di Cireale. Penso proprio di domani di andare a vederla. L'ultimo messaggio che vuoi lanciare ai tuoi associati come presidente AIAC?
Ma io dico di stare attenti perché noi pubblicizziamo tanto i nostri eventi. La pagina Facebook è seguitissima. Quindi noi pubblicizzando, ma poi anche personalmente, tutti i miei collaboratori con messaggi su WhatsApp e così via, con telefonate, cerchiamo quantomeno di avvisare tutti degli eventi che facciamo e si sanno, e cercare di liberarsi perché stiamo facendo delle cose importanti che sono tutte cose per la crescita, per l'allenatore, che possono permettere di migliorarsi, perché dobbiamo ricordarci che possiamo migliorare tutti. Io parlando con allenatori di Serie A a volte mi dicono che loro vanno a vedere anche allenamenti di squadre di Serie D o di C, dove vanno sicuramente a prendere perché c'è sempre da imparare. C'è sempre da imparare, parliamo di gente che fa la Serie A, quindi non vedo perché un allenatore di promozione o di eccellenza non può venire a vedere degli stage di Marco Onorati o di qualche altro. Quindi io invito tutti ad essere presenti. Posso capire che non siamo tantissimi, ma neanche che siamo pochi. Benissimo, grazie, in bocca al lupo, buon lavoro e ci vedremo presto. Grazie a te Ettore, il tuo invito è sempre ben accetto ed è prezioso anche lo spazio che tu ci dedichi in questa trasmissione. Grazie a Lucio Dosto, presidente dell'AIAC di Catania. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra pochissimo si ritorna in studio e parleremo del campionato di promozione. Ciao Ettore, ciao Penalty, aspettate che cerco di regolare il colpo di luce perché ho una diavoleria nuova e la sto cercando di capire un pochino. La diavoleria è nuova, il diavolo è sempre una novità e il diavolo in questo weekend di calcio d'eccellenza ci si è messo dentro in alcune circostanze. Però il diavolo, no, è dentro la testa dei dirigenti in un certo senso. Non vado a assediare però, se comunque venite criticati, magari un attimo attaccati, non accetto il linguaggio violento, anzi non accetto il linguaggio volgare, ma volgare, cioè la libertà di espressione la subisco anch'io in alcune circostanze, però di contro quando nella libertà di espressione c'è il confronto uscirà sostanza. Non mi piace l'interfaccia che sta avvenendo, cioè sono critico, no? Che non puoi assolutamente puntare, dire qualcosa all'interno delle pagine ufficiali delle società perché ti bloccano, perché non te levano un piacere, dicono loro. Però anche allo stesso tempo quando fai degli errori di comunicazione grammaticale all'interno delle pagine delle società di calcio, io dovrei andarmene già di base. Cari dirigenti, l'asse servizi in una società è molto ampia, è vero. Molti personaggi vengono additati di ruoli perché portatori sani di qualche beneficio commerciale. Però poi non possiamo togliere, se io sono un tifoso e soprattutto magari conosco quello che sta succedendo e magari te lo dico, vedi, lo sappiamo che sta facendo, e non è un avviso, però dice non ce lo far fare, non ci dà il sorcio in bocca in questo modo perché non ci piace, non lo accettiamo, in fin dei conti siamo sostenitori, ovvero siamo ugualmente accanto. Poi c'è la pancia del web, i profili fake. In settimana c'è stato un soggetto che si è scoperto avere più profili perché dentro un commento ha sbagliato ed ha scritto, un soggetto facente parte, e ha scritto di mano sua con delle cose molto pesanti. Abbiamo fatto tutti gli screen e quindi non puoi più cancellarlo. E soprattutto abbiamo capito che hai 7, 8, quante hai pagine fake, però so a fare to'. Ma quando si cade in questo tranello è bruttissimo per i dirigenti, ok? Ricordate quei presidenti, quel film, no? Non tanto l'allenatore del pallone, ma quello prima, con Alberto Sordi, no? Ecco, lo stiamo vivendo. È un periodaccio, è un mese e mezzo di campionato. Non è che è un periodaccio. È un periodaccio. Poi, per quanto riguarda l'eccellenza girone B, è ancora sussultorio, è ancora molto tremolante, non è proprio incisivo, però basta poco, basta il risultato la domenica per sbarellare. Ma durante la settimana si lavora per portare un risultato la domenica, poi non arriva per tanti motivi, però devi anche vedere dentro casa che sta facendo, come ti sta organizzando.
perché poi in fin dei conti non puoi dire sempre che è sempre colpa dell'arbitro, perché sei partito in ritardo, perché il calciomercato è ancora aperto, perché devi tener conto. E poi avvengono. I due gironi di girone B questa settimana non è che hanno creato sussulti importanti, anche se c'è un ricambio nel girone A diciamo della classifica, ma è molto corta la classifica del girone A, perché Canicattì e Mazzarese, ed è la bella sorpresa, Mazzarese è una neopromossa, ma già forse avevano in cantiere un'organizzazione, e in parallelo devo dire Mazzarese e Taormina, le due ripescate, una del girone B, stanno seguendo la scia organizzativa che fu di, e ribadisco durante il format, di Giare San Cataldese, che sono in Serie D, sofferenti maledettamente. San Cataldese ha messo, diciamo, a stipendio passivo il settore tecnico totale proprio nella notte di domenica, ma è stata una scelta non dolorosa, ma che sembrava ritardata soltanto, e gli errori in questo caso li paga il settore tecnico. Ma l'eccellenza girone B e girone A, nel lembo di questi gironi, chi fa le squadre? I presidenti, e basta. Poi se ci metto il direttore sportivo, io fra un anno potrò fare il direttore sportivo perché ho una rete di conoscenze importanti, anche dei calciatori. E il calciatore, se chiama il Monti, dice: Monti, se ci sei tu allora c'è garanzia. Non si guarda, e dico se ci sei tu, perché il calciatore alla ricerca delle garanzie. Poi c'è l'allenatore che decide di portarsi il gruppo, è normale, 5, 6 che sono facenti parte di un'anima. Dove vado io, venite voi, anche se avrete 50 anni. Ma realmente la funzione del direttore sportivo oggi, chi fa vincere la squadra? Quando non fai risultati, quando vanno via troppi giocatori, è il presidente che fa la squadra. Però poi ti serve il team manager e ti serve qualcuno che possa ricoprire. In eccellenza quasi, diciamo, tra virgolette, si può anche fare a meno del direttore generale. Però ce l'hai, ti pompa, ti sta dentro, ti pulisce come un pesce pulitore, no? Ma realmente, anche questo può farne a meno. Quello che conta è la squadra in eccellenza. Quello che conta è l'ossatura e quei giocatori che la domenica la fanno a sportellate, perché l'eccellenza è a sportellate. Se hai la forza fisica e hai dei giocatori che la fanno a sportellate più di te, ti mettono in difficoltà. Vedi il Real Seusa Belvedere che pareggia a Barcellona con l'Igea, vedi tante altre partite che, se non c'è questa supremazia, non si sblocca. Supremazia non si sblocca. I risultati pesanti, proprio particolari, cioè, io ripeto, noto questa Mazzarese che ha 13 punti in testa assieme a Canicattì, che è ancora, noi dicono gli allenatori, ci dobbiamo conoscere. Allora, ma quando in eccellenza tu prendi i giocatori, tu li conosci, l'aspetto tattico, l'aspetto fisico, gli allenatori, sembri non c'è la scienza. Ci sono gli equilibri, su questo senza dubbio, perché bastano, vedete cosa è successo con la Nissa? Caos, e l'ha subito ancora in settimana, dopo la Coppa, adesso anche nel campionato. La difficoltà dell'Enna, eppure ha un organico. La colpa in questo... Mi sono fatto la barba, scusate. La colpa di chi è a questo punto? Ma anche dello Sciacca, attenzione al branco degli argentini. Se si rompe qualcosa lì, non ti arresta niente, dicono in qualche altro posto della Sicilia. Nel girone B non decolle il Siracusa, anche ieri un pareggio, primo tempo che poteva finire, ma non si gioca solo 45 minuti o 48, si giocano 90 e passa minuti. Questa è la settimana, la penultima settimana in cui si può fare il mercato, e nel mezzo pazzescamente c'è la notte di Halloween anche. Pensateci però, pensateci, chi fa le squadre in eccellenza? Che senso ha poi avere i direttori sportivi che poi, no? Che senso ha? Non sono critico, mi soffermo a quello che poi accade nella notte della domenica al lunedì. Soltanto io non sono una persona che critica, vado e intercetto.
ma non è che ci perdo o ci guadagno qualcosa, no. Io lo vivo dentro il calcio, mi piace maledettamente, non mi piace come viene gestito, poi nei momenti belli, la vittoria ti salva per qualche giorno, il problema però spunta, allora abbiate il coraggio di risolvere il problema. Starete bene voi, staremo bene noi nei social, noi per social, noi, e soprattutto non perdete il tifoso, la persona che comunque sta cercando di avvicinarsi o di rimanere legato, no, a questo ingranaggio debolissimo. Non li cancellate i commenti, servono, ti fanno capire, non guardare perché uno ti dice una parolaccia e quella, dentro la parolaccia c'è tanto altro, poi ci sono i criptati, no? Quelli che si imbucano a prescindere, che non hanno il coraggio di esternare un'opinione perché magari sono fuori dal giocattolo, cioè queste cose non è la prima volta che accade. Sappiate essere più sereni e gestire, ma non essere mancanti o comunque di muro. Dico sempre che i muri dividono, i ponti uniscono e anche le pagine social gestite bene. Ciao! Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario. Come al solito vi ricordiamo che questo è Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che la nostra trasmissione va in onda ogni martedì sera alle 21 e poi c'è la replica anche dopo la mezzanotte il mercoledì. In questa seconda parte, dove parleremo anche e soprattutto del campionato di promozione, ho il piacere di ritrovare un amico di Penalty, Mister Turi Di Stefano. Ciao. Ciao, mister, come stai? Buonasera a tutti. Discretamente bene. Sei sempre in forma e so sempre anche che vai in giro a vedere tante partite lo stesso. Ma senz'altro. D'altra parte, insomma, il tuo DNA è fatto di calcio 24 ore su 24. Malgrado questa pandemia si gira lo stesso, anche ora c'è un po' sottigliato. Vabbè, ci sta pure. Come tu ben sai, noi non parliamo di calcio professionistico, parliamo solo di calcio dilettantistico e parliamo in questo caso del campionato di promozione, che rimane sempre un campionato molto difficile da vincere, perché tutti si attrezzano per vincere e quindi passare di categoria, pertanto l'agonismo in ogni partita è considerevole. Ma sicuramente i campionati dilettantistici sono sempre questi, è inutile, passeranno gli anni, ma la sostanza. Beh, però la tua promozione era un po' diversa. Io non è che voglio fare, magari voglio essere patetico per queste cose, ma la promozione dell'80 era un po' diversa. È molto diversa, con giocatori che tu conosci abbastanza, Giovanni Pippetto Fichiera, Stefano Musumeci, Giovanni Italia e via discorrendo. Giocatori che già a quell'epoca erano top players. Ma Pippetto giocava in Serie B con la Vassese. Quindi è tutto dire. Parleremo chiaramente dei 4 gironi del campionato di promozione. Iniziamo subito con il girone A. Si è giocata la sesta giornata, guardiamo subito i risultati. Resuttana San Lorenzo batte Raffadali
4-1, Folgore Calcio Castelvetrano batte Città di Carini 4-0, Alba Alcamo batte Super Giovane Castelbuono 2-1, Casteldaccia Villabate 1-0, Lascari Cefalù batte Città di San Vito Lo Capo 3-0, Gangi Fulgatore 1-1, Camarat Partinica Audace 1-1. In classifica conferma per la squadra palermitana del Resuttana San Lorenzo, in testa con 15 punti, con 12 il Gangi e il Lascari Cefalù, 10 punti per Città di San Vito Lo Capo, Fulgatore, Raffadali 2018 ed Alba Alcamo, 9 punti per la Folgore Calcio Castelvetrano, 8 punti per il Casteldaccia, 7 per il Camarat, 6 punti Partinica Audace e Città di Carini, 1 punto Villabate e Super Giovane Castelbuono. Questa Resuttana San Lorenzo è riuscita a vincere 4-1, stiamo guardando le immagini nel frattempo, e conferma che sicuramente è una delle squadre pretendenti alla vittoria finale. Tra l'altro in questo girone sottolineiamo il ritorno di un Gangi che è storico, come tu ben sai, mister Di Stefano, e sottolineerei anche la presenza dell'Alba Alcamo che chiaramente come blasone non scherza. Non si discute l'Alcamo degli anni 70, 60. Ha fatto anche la Serie C. Ma indubbiamente con giocatori di valore, uno su tutti, dico Concetto Vecchio, che giocò con l'Alcamo, che purtroppo non c'è più, ma è un grandissimo giocatore, una bella mezzala. Abbiamo avuto modo di parlare del libro di Salvo Martorana, che racconta soprattutto il calcio che era dilettantistico tra virgolette, ma quello legato al periodo che va dal 1960 ai inizi degli anni 70. Noi ci conosciamo con Salvo Martorana, sì, so che parla sempre molto bene di te anche. Tu sei una memoria storica, volendo, della nostra provincia catanese, no? Sotto questo punto di vista. Qualcosa l'abbiamo fatta. Assolutamente. Proseguiamo e parliamo adesso del girone B, guardiamo i risultati. Questi risultati per quanto riguarda la sesta giornata del girone B: Messana 1966 batte Valdinisi 3-0, Milazzo batte Gioiosa 2-1, Gescal batte Sinagra 2-1, Atletico Messina batte Torrenovese 4-2, Promende batte Castelluccese 2-1, pareggio tra Rocca Acquedolcese e Pro Falcone 0-0 ed infine Stefanese batte Sant'Angiolese 1-0. In classifica, con il pareggio del Rocca Acquedolcese, balza al primo posto la Promende con 16 punti, con 14 il Rocca Acquedolcese ed il Milazzo, 11 per la Torrenovese, 10 punti per Pro Falcone e Atletico Messina, 8 punti Messana 1966 e Gescal, 7 Sinagra, 5 punti per la Gioiosa, 4 per il Valdinisi. Chiudono la classifica la Sant'Angiolese, la Castelluccese e la Stefanese con 3 punti. Beh, sotto questo punto di vista anche il girone B, anche la provincia messinese ha un po' di storicità nel calcio siciliano, no? Ci sono, io mi ricordo la provinciale molti anni fa, ecco, dici vado a ritroso, sì. Molto a ritroso. No, perché lì ci giocavano molti giocatori e poi sono venuti lì nella Massimiliana. Avendo ovviamente Cacioppo, una mezzala, ci giocava De Pietro che con Anastasi ci sono tanti ricordi della promozione del messinese. Guardando questo girone B, per esempio, c'è il Milazzo che insomma in fatto di storicità non scherza. Ovviamente Milazzo un'altra storia, cioè. Un Milazzo che tra l'altro, vincendo fuori casa contro la Gioiosa, balza al secondo posto di questa classifica. Guardiamoci il servizio. Il Milazzo cala il poker di vittorie di fila. I mamertini faticano più del previsto contro un Quadrato Gioiosa che avrebbe meritato qualcosa di più. E sono proprio i Granata a sbloccarla dopo 7 minuti, con Galati che riprende la corta respinta di Oxai sulla punizione di Sciliberto e da pochi passi mette dentro l'1-0 per i suoi e il suo primo centro in campionato. Il Milazzo prova a reagire al 15° Mandanici. Sul tentativo di rilancio di Caserta va a centimetri dal pareggio. Lo stesso attaccante, 5 minuti dopo, vorrebbe il calcio di rigore ai suoi danni per un presunto fallo di Drago
largo, il signor Patti di Palermo però lascia giocare. Insiste la formazione di Nastasi che al 24esimo torna a farsi vedere dalle parti di Caserta con il destro di Koulibaly che si perde largo alla sua sinistra. Ma al minuto 33 è il Gioiosa a sfiorare il raddoppio con la botta da 40 metri di Ciliberto che si stampa sulla traversa. Così dal possibile 2-0 al 45esimo il Milazzo acciuffa il pareggio quando il fischietto palermitano concede loro un calcio di rigore per il tocco di mano in aria da parte di Cultrona. Dagli 11 metri Mandanici spiazza Caserta mettendo a segno l'1-1 e il suo quinto centro in campionato, il quarto consecutivo nelle ultime 3 partite. Nella ripresa il Gioiosa torna a spingere alla ricerca del vantaggio al 60esimo, il cross di Ciliberto per poco non provoca l'autorete di Laquidara che mette in angolo. Dal successivo corner Granata che reclamano la massima punizione per un presunto tocco di mani di Celai che però sembra non esserci. Ancora la formazione di Catalfamo, pericolosa per altre 2 volte, prima con Spinella che al minuto 73 calcia di poco alto sulla traversa e all'85esimo con Siracusano che da fuori non trova la porta per questioni di centimetri. Bersaglio però che al minuto 92 centra il neoentrato Recupero che di testa mette alle spalle di Caserta la punizione di corso facendo così Gioiosa 1, Milazzo 2 e per Daniel Recupero è la prima rete in campionato. Il Milazzo centra la sua seconda vittoria fuori casa, la quarta in campionato e si porta in classifica a quota 14 punti. Rimane invece a 5 il Gioiosa che incassa la prima sconfitta casalinga della stagione. Messina ha tante tradizioni, anche quelle di sviluppare dei progetti intorno alla metropoli Messina. L'Atletico Messina, per esempio, nata un paio di anni fa, pian pianino sta riscuotendo grande adesione di pubblico. Secondo te come vedi la possibilità di diventare un altro riferimento per la città di Messina? Fa piacere quando ci sono anche più squadre in una città come Messina, Catania, Palermo e via discorrendo. Però con questa crisi che c'è e si nota e si tocca purtroppo. È vero, vedi, è vero. Sei realista, giusto? No, ma è normale, sì, fa piacere dove giocano molti giocatori, molti giovani. Però se già la prima squadra ti va male per vari motivi, sì. Vedi, dopo ci sono queste società che fanno bene, sì, ma fino ad un certo punto dovrebbero un attimino, ma tutti, non solo Messina, parlo per Palermo, Catania e via Siracusa che è un'altra città immensa con un calcio che potrebbe fare in serie superiore, vedi dove si trovano. In difficoltà. Dovrebbero un attimino attenzionare tutte queste beghe che ci sono anche a Messina. Beh, a Messina l'FC con la Cera l'anno scorso. Ecco, appunto dico che ci sono state delle beghe. Infatti, tra l'altro l'FC adesso sta soffrendo nel suo girone quest'anno di Serie D. Appunto, c'era, credo, se non sbaglio, Lodi. Sì, Lodi con la Cereale. Adesso è con la Cereale, ma l'anno scorso era una pedina fondamentale dell'FC. Hanno fatto poi, cercando di fare il ripescaggio, purtroppo è andata male. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone C e anche in questo girone qualche sorpresa interessante. Subito i risultati: Belpasso FC batte 3-1 il Città di Calatabiano, FC Motta batte Leonfortese 1-0, Atletico 1994 batte Mister Bianco 2-0, Real Aci Gimnica Scordia 1-0, Armerina San Gregorio 1-1, 2-1 dell'Atletico Nissa contro il Lavinaio ed infine pareggio tra Don Bosco 2000 e Ciclope Bronte. In classifica vittoria importantissima dell'FC Motta proprio contro una diretta avversaria per la lotta al vertice, ovvero la Leonfortese. Vittoria che permette alla squadra di Di Maria di essere solitaria in questo girone C del campionato di promozione, una vetta sicuramente molto meritata. In testa con 16 punti, Real Aci 14, 13 per la Leonfortese, 12 l'Atletico 1994, 11 punti Belpasso FC 2014, 10 l'Atletico Nissa, 8 punti per il Città di Calatabiano, 7 per la Don Bosco 2000, 6 punti per la Gimnica Scordia ed il San Gregorio, 4 punti per Lavinaio, Mister Bianco, Armerina. Chiude la classifica il Ciclope Bronte con 2 punti. Una società che mi può interessare. Quale? Il Real Laice. Ci ho allenato io il Real Laice molti anni fa. Molti anni fa? Sì.
con fior di giocatori, prima categoria. Che categoria era? Prima categoria. E poi tra l'altro ultimamente il Realaci aveva, insomma, ha riassaporato anche l'eccellenza, poi era retrocessa. È una società che mi è rimasta nel cuore. Nel cuore. E credo che c'è anche l'Atletico Nissa. L'Atletico Nissa allenata tra l'altro da un Giovanni tuo Italia, carissimo infatti, allievo. Giovanni Italia, che ci vediamo, lui ha abitato a Cetrezza oltretutto, e quindi ci siamo visti due settimane fa, abbiamo fatto l'accordo di molti giocatori dell'interregionale promozione che tu hai letto credo nel giornale, e mi era partito un po' maluccio, mi diceva... Ma quest'Atletico Nissa, ma soprattutto Giovanni Italia, non ha avuto molto fortuna da allenatore, lavora bene con i giovani, moltissimo, però stranamente con i grandi, chiamiamoli grandi, ha qualche difficoltà. C'è una cosa che è importante, tu lo conosci bene, non quindi... accetta compromesse. Bene, questa è già una cosa importante. È fondamentale, per questo vado d'accordo con lui. Molto bravo sia con i giovani che meno giovani. C'è una cosa, con i giovani è più facile perché cercano di imparare, il meno giovane già che si sente già arrivato, e allora siccome io l'ho visto lavorare e lavora molto ma molto bene, ha molte idee e mi auguro gli vada bene. Hai parlato del Realaci che vince 1-0 la partita contro lo Scordia. Guardiamoci, o meglio, sentiamoci l'intervista del mister Manca, allenatore del Realaci. È stata una partita di sacrificio, i ragazzi quando c'è da sacrificarsi lo fanno sempre, come Lele, come Fabio, che sono gente generosa, che danno il massimo. Niente, oggi forse abbiamo anche un po' sofferto perché loro avevano l'allenatore nuovo, giustamente nuove idee, diciamo impegno maggiore per dimostrare all'allenatore che sono dei ragazzi che possono fare bene, e secondo me anche loro non hanno fatto male, ma alla fine era importante vincere questa partita perché non era facile, diciamo, giocarla più di un tempo e mezzo in 10 uomini. L'importante è che alla fine l'abbiamo portata in porto. Se ti dico mister Bianco, cosa mi dici? Mister Bianco Calcio, allenato da Currò. Classifica abbastanza deficitaria. Currò credo ha allenato anche Latrano. Sì, ha allenato anche Latrano. Certo. Mario Currò, perfetto. Un buon difensore. Ha soltanto 4 punti in classifica, devo dire anche con un po' di sfortuna perché qualche partita è andata male, ma meritava di più. Tu sai come fa il calcio, hai allenato anche tu, sai come vanno queste cose. Lo sappiamo. Anche se lavori bene, purtroppo se non vengono risultati l'allenatore già traballa. Sono i primi a pagare e tu che hai fatto anche l'allenatore lo sai. Guarda, l'amico mio Cacciola l'anno scorso ha vinto un campionato strepitoso dopo un Castori della Salernitana è stato esonerato questa settimana, ora domenica, oggi è stato esonerato dopo l'anno scorso, la Salernitana non c'era messa nel conto, e questo è calcio. Il calcio purtroppo spesso e volentieri i risultati sono la cosa più importante. Certo, tu giochi bene, probabilmente cerchi disperatamente di tenere stretta la tua panchina, però poi alla fine i risultati sono quelli che ti condannano. Io lasciamo stare come che sta allenatore eccetera, ma non posso mai accettare quando un allenatore l'anno precedente ha fatto benissimo, porta la squadra a certi livelli. Abbiamo l'esempio di Settineri con la San Catardese. E dopo 3, 4, 5 partite possono andare anche male, già esonero. Poi magari vanno a ritroso, se ne pentono, lo richiamano nuovamente. Sì, e c'è una gran confusione. Allora adesso parliamo della capolista, questa FC Motta di Di Maria che vince in casa lo scontro diretto contro la Leonfortese di Gaetano Mirto, che tu conoscerai sicuramente. Abbastanza, come? Ci guardiamo il servizio e poi parliamo appunto anche di questa FC Motta che ha dichiaratamente detto che vuole vincerlo questo girone C di promozione. Ben ritrovati con la sesta giornata del campionato di promozione Girone C, a sfidarsi al Comunale FC Motta Sant'Anastasia e Leonfortese.
Di Pasqua allarga sulla spina, che controlla molto bene, poi va in profondità da Caputa, spazio per andare, va col mancino, risponde in 2 tempi Gulisano, si salva anche sul possibile intervento di un avversario. Luca a rimorchio per Palazzolo, che va col tiro però svirgolato, pallone che arriva in serra in area di rigore, la risposta di Callejo che si salva in corner. Calcio d'angolo battuto dalla destra, ci prova in serra col colpo di testa. Un altro corner, ancora pallone in mezzo, lo stacco di Palazzolo e poi la risposta di Callejo. Ancora possesso per la Leonfortese che allarga il gioco con Di Pasqua, manda in porta Caputa, riesce a superare anche Oliveri in velocità, ancora il numero 10 col mancino, larghissimo però. Occasione sprecata per la formazione di Mirto. Sinatra sfida un avversario in area di rigore, ancora il 20, la sua sterzata, poi il traversone col mancino, spizza di destra la difesa ospite e poi ci prova in acrobazia Montalto, occasionissima per il Motta. In serra fa da sponda e gioca su Maesano, anticipato, poi il tentativo dalla distanza, fuori misura, corner dalla destra di Montalto, pallone che arriva in aria, la spizzata della difesa della Leonfortese, poi mettere in mezzo il pallone Maesano, forse c'è un tocco di mano di Perna, infatti Azzolina non ha dubbi, calcio di rigore in favore dell'FC Motta. Sul punto di battuta c'è in serra che va col destro e spiazza Callejo per l'1-0 dell'FC Motta. Controlla Gazzana che però favorisce il contropiede del Motta, che adesso parte in progressione con Sottile che allarga il gioco su Luca, ha spazio per andare il numero 8, va con la conclusione, risponde Callejo, poi prova ad arrivarci Sottile. Controlla molto bene Gazzana, mette un traversone in aria, c'è la respinta di Lopez e poi un super Gulisano a salvare il Motta. Rivediamo il tocco del numero 8 e la risposta a mano aperta di Gulisano. Gazzana con la rimessa, pallone in aria liberato da parte di Montalto, però è successo qualcosa in area di rigore, se ne accorge Azzolina che di fatto estrae il secondo giallo all'indirizzo di Lopez che viene espulso. Leonfortese in 10. Triplice fischio da parte di Azzolina, l'FC Motta vince la 5ª partita stagionale e si riconferma al comando del girone C con 16 punti. 1-0 dell'FC Motta che vince uno scontro diretto, e in queste categorie lo scontro diretto poi alla fine pesa tantissimo anche dal punto di vista mentale, non so se sei d'accordo mister. Però pesa moltissimo con le squadre tra virgolette minori, diciamo, in un certo senso, che a volte si perdono i campionati con le squadre minori. È vero. Vincere il confronto quindi se diretto, perdi con una diretta inseguitrice ci può anche faccio stare. Un esempio brevemente, il Milan l'anno scorso non doveva puntarsi lo scudetto, con le squadre minori tra virgolette ha perso le partite. Ecco, per dirti che a volte capita così, scontro diretto lo vinci e poi perde magari punti importanti con squadre più abbordabili. Ecco. È vero, è vero. Voltiamo ancora pagina, chiudiamo il campionato di promozione e parliamo del girone D. Sesta giornata anche nel girone D, guardiamo subito i risultati. Modica Calcio batte Scicli 3-0, Nuova Città di Gela 1-0 con il Megara 1908, pareggio tra Pro Ragusa e Mazzarore 1-1, così come tra Città di Avola 2020 ed RG. Città di Canicattini batte Frigentini 2-0, Club Calcio Vittoria batte Città di Comiso 1-0 ed infine pareggio tra Sporting Eubea e Priolo Gargallo 2-2. In classifica il ritorno di questo Gela che continua e conferma la leadership nel girone D, in testa con 16 punti, con 11 Mazzarone e Città di Comiso, 10 punti per il Modica, 9 punti per Frigentini e Città di Canicattini, 8 per il Priolo Gargallo e il Club Calcio Vittoria, 7 punti per il Megara, 6 punti per Sporting Eubea, Pro Ragusa e Città di Avola 2020. Chiudono la classifica con 4 punti l'RG ed il Calcio Scicli con 3. Beh, parlando di questo girone D, parliamo subito del Gela. Aspetta, mi viene il magone. Tu dici perché? Perché? Hai nominato società. È vero, blasonatissime. In questo girone D è pieno di società. È incredibile, Megara, Vittoria, Modica, Scicli, Comiso, Avola. Gela, Avola, ma incredibile.
sono purtroppo le conseguenze di politiche sbagliate di molte società, perché negli anni 90, negli anni 2000 molte società vivevano anche con i contributi comunali. Adesso, siccome tutto questo è finito, i presidenti che prendono le società debbono metterci i soldini personali e lì giustamente molti hanno difficoltà. Grazie a cielo arrivano degli sponsor che possono aiutare, però è anche vero che il grosso è il gruppo dirigenziale che deve gestirlo. Indubbiamente. Qui faccio una piccola polemica. Dimmi. Perché gli sponsor, l'importante è che non siano gli allenatori che portano gli sponsor. Tocchi un tasto dolente. Devo toccarlo per forza, perché io ne sento dire ancora che portano gli sponsor, non è giusto. Gli sponsor deve portare la società, l'allenatore deve fare l'allenatore. Purtroppo spesso e volentieri quando si è in tanti trovare poi un posto in una società spesso e volentieri è difficile, e allora molti giocano il jolly della sponsorizzazione. Comunque, sbagliando. Assolutamente. Dicevo, parlando di questo girone D, vediamo su tutti comunque il ritorno di questo Gela che vuole assolutamente, insomma, avere altri palcoscenici. Certo, Gela è una grossissima realtà, dove ha fatto la C. Ha fatto la C da protagonista? Da protagonista, quindi mi auguro che anche il Gela, come tutte queste società che abbiamo nominato, possano pian pianino, anno dopo anno, ovviamente. Anche perché poi queste società è meglio averle nelle categorie più importanti, perché lasciano poco spazio nelle realtà piccole. Ti arricchiscono magari i gironi, ti arricchiscono le categorie. È vero, è vero. Guardiamoci la vittoria 1-0 proprio della nuova città di Gela nei confronti di un'altra importante realtà che è il Megara Augusta. Una vittoria con i denti di sacrificio, quella maturata sul terreno di Siracusani, che premia l'11 gelese, autore di una grandissima prestazione. A mettere la firma sul successo del club di via Borromini il solito bomber Tony Scerra, autore di un'importante rete al termine di una gara che sembrava stregata per lui. Pronti via e subito Gela con la spizzata di testa di Scerra che serve Capitanascia, pronto a lasciar partire senza fortuna la sua conclusione di sinistro. All'8° il Gambiano Arafa rimedia un giallo discutibile per un altrettanto discutibile presunto fallo di reazione. Al 14° una Vanzina domestica con il petto il pallone e prova la rovesciata che termina sul fondo. Al 16° Scerra è sui piedi l'occasione per portare i suoi in vantaggio, ma solo davanti al portiere spreca calciando al lato. Il Megara si vede dalle parti di Pizzardi al 29° con la punizione velenosa di Laferla che trova Pizzardi attento. Al 41° una sospetta posizione di fuorigioco fischiata a spatola sul lancio di Scerra ferma una ghiotta occasione per i gialloneri. 2 minuti dopo altra occasione per Scerra che per un soffio non aggancia di testa il traversone di Alma. Nella ripresa è sempre il Gela a fare la gara cercando a più riprese la via del gol, con Scerra che sembra avere un conto aperto con Pandolfo. Al 49° infatti il cross di Navanzino trova il numero 9 gelese che si morde ancora una volta le mani per l'occasione fallita. Al 53° ci prova Navanzino ma vola Pandolfo. Al 55° Gela che reclama un calcio di rigore per un fallo su Ferlito. 3 minuti dopo, sempre Gela, questa volta con Messina, che trova il muro difensivo siracusano a dirgli di no. Al minuto 66 Tomarino ci prova sul calcio piazzato, ma ancora una volta ci pensa Pandolfo a togliere le castagne dal fuoco. Altri 7 giri di orologio, con Scerra sempre pericoloso, con la sua conclusione che termina in angolo. Sono le prove generali del gol giallonero che arriva un minuto dopo il tiro di Scerra alto sulla traversa su assist di Pizzardi. Al 79° infatti Scerra la sblocca di rabbia girando di testa il perfetto assist del neoentrato Ruscica. Al triplice fischio grandissima esultanza sotto il settore occupato dalla dirigenza gelese che si gode l'ennesimo successo giallonero nel campionato di promozione e la vetta della classifica.
Si è conclusa invece 1-1 la partita tra Pro Ragusa e Mazzarrone. Anche questa è stata una partita importante soprattutto per il Mazzarone, perché non doveva assolutamente perdere punti per non perdere terreno nei confronti del Gela. Adesso i punti sono tanti, sono 5, però siamo ancora all'inizio. Siamo ancora all'inizio. Ancora il campionato è lungo ovviamente, però è bello quanto si lotta così, ma più ravvicinati, però 5 punti e poi si fanno a 7, quindi già diventa più difficoltoso. In questo girone abbiamo anche un'altra realtà storica che è il Vittoria. Beh, ovviamente, e questo mi ero dimenticato di dirlo, dell'amico nostro Claudio Lamattina. Sì. Cioè, no, non è sua la sua età, ma lui è un personaggio storico. Sì, ha portato il calcio a grandi livelli, a grandissimi livelli. Vittoria. Però devo aprire una parentesi, quando vedo penalty, sai perché mi entusiasma? Sì. La prima edizione che hai fatto tu. Dei Penalty Awards, dove tu sei stato premiato alla carriera, mi ricordo. È la prima edizione che hai fatto e resterà per me nella storia. Sono contento. Avrai ancora il ricordo del quadro della premiazione? Ogni tanto le metto su Facebook. Bene, sì, siamo contenti, siamo contenti. Sei stato un apripista, no? Poi a seguire molti altri hanno vinto. E io seguo tutte quelle Sì, lo so che tu sei un fedelissimo. Sei venuto anche ospite, qualche ospite in parecchie edizioni. Lo fai un po' distante. Io questa strada non la posso fare, ma quando capiterà nelle nostre zone verrò con piacere, grazie tante. Bene, e a questo punto abbiamo concluso anche il discorso riguardante i 4 gironi del campionato di promozione. Brevissima pausa, perché poi con il caro ospite di oggi qui a Penalty, ovvero mister Turi Di Stefano, abbiamo anche da ricordare un personaggio che purtroppo non è più con noi. Rientrati dopo questo brevissimo spazio pubblicitario, e come avevo anticipato proprio prima della messa in onda della pubblicità, con mister Turi Di Stefano abbiamo deciso di chiudere la puntata odierna ricordando anche la figura di un calciatore che qui in Sicilia ha avuto una bella carriera, un personaggio che insomma tu hai avuto modo di conoscere e frequentare per moltissimo tempo. Parliamo di Franco Bertolo, che è scomparso all'età di 62 anni purtroppo per un male incurabile. Lui è stato un giocatore portante di una Catania Primavera di tantissimi anni fa, poi ha avuto anche una bella carriera soprattutto nel Messinese. Che ricordo hai di Franco Bertolo? Un ricordo straordinario, un gentleman all'inglese, un personaggio fisicamente ben dotato, parlava poco ma si faceva ascoltare. Lui giocava. Era un leader in campo? Sì, senz'altro. Lui è venuto dalle altre nell'80, giocato anche in promozione, siamo portati il campionato, poi è rimasto qui 2 o 3 anni nell'interregionale. Io in quella foto che tu hai visto, sì, che stiamo anche guardando in sovraimpressione in questo momento, dove ci sono io Capellone, vicino a me c'è Angelo Busetta, non Capellone, no. E poi a seguire difatti c'è Franco Bertolo con i baffi, vedete, statuario. Vedo anche in fotografia Pippo Strano. Pippo Strano, ecco la coppia centrale. Sì. Pippo Strano e Orrento. Sto per vecchio stampo. Vecchio stampo, lui molto cauto, molto calmo, tranquillo, che dirigeva. Praticamente era non solo il leader, quello che dettava i tempi anche della difesa. Quindi un libero moderno. Sì, indubbiamente. Io lo definivo il Maldini della situazione, non il figlio, il padre che giocava al libero. Sì. Faceva qualche maldinata per la troppa sicurezza a volte, però con i piedi veramente puliti. Lui era un personaggio
ti ripeto che non solo si faceva ascoltare con gli occhi, nello spogliatoio era un altro leader come lo era anche Giovanni Italia, no? Sì. Armando Totoli, però a lui lo ascoltavano. Giocatori silenziosi ma di grande personalità all'interno del gruppo. Hai detto benissimo, lui era, ti ripeto, un personaggio che si faceva ascoltare senza parlare, cioè senza parlare tra virgolette, certo. Nel senso, con l'arbitro sapeva come, anche se non era lui il capitano perché era Peppetto Fichiera, ma lui si faceva ascoltare dall'arbitro perché già la figura sua con quel sorriso, con quella pacatezza, l'arbitro lo ascoltava. Quindi noi altri abbiamo un bel ricordo e tutta Mascalocia lo ricorda. Sì, è vero. Sia non solo il paese, ma tutta la squadra. Infatti noi vogliamo abbracciare la moglie Cecilia, i figli Stefania e anche Antonio, che tra l'altro abbiamo saputo che ha giocato anche a pallone con la Pattese, perché poi lui si era trasferito nel Messinese. Da molto tempo si è trasferito là a Patti dove lavorava lui, la moglie, infatti oggi gli ho telefonato per rincuorarla un attimino, anche se è molto difficile. Infatti chiaro, la scomparsa di una persona così importante nella propria vita è sempre molto difficile da assorbire. Noi penalty, tutti gli sportivi, credo anche della Sicilia. Assolutamente sì, infatti quando tu mi hai chiamato, anche e soprattutto perché avevi il piacere di ricordare la figura di Franco Bertolo, come tu ben sai io sono sempre molto aperto nel ricordo dei nomi e degli sportivi siciliani. Prima l'unica persona dove io potevo venire era qua, quindi in esclusiva, non c'erano dubbi. Grazie. Solo da Ettore. Grazie, grazie. Tra l'altro colgo anche l'occasione per stringermi ad un'altra famiglia, la famiglia Corsino, perché purtroppo in settimana, qualche giorno fa, è scomparsa un'altra figura sportiva, ovvero quella di Nino Corsino, che era il responsabile regionale del calcio a 5 per il settore giovanile scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio. Purtroppo è venuto a mancare, quindi un altro uomo di sport che comunque lascia un segno di buon auspicio per chi poi dopo vivrà di calcio. Ma indubbiamente personaggi importanti, personaggi che hanno dato molto. Hanno dato moltissimo. Bene, adesso ci resettiamo un minuto perché dobbiamo giustamente dopo questo momento particolarmente emotivo fermarci. Ci guardiamo il rullo per quanto riguarda i risultati e le classifiche del campionato di prima categoria.
Siamo dunque in conclusione con la nostra puntata di penalty. Oggi abbiamo avuto nella prima parte il presidente dell'Ajax di Catania Lucio Tosto, nella seconda parte la storia del calcio siciliano e io direi anche più del calcio siciliano, ovvero mister Turi Di Stefano, che ho rivisto dopo qualche mese, devo dire in forma, complimenti, a prescindere dall'età che non ci interessa neanche sapere, però è anche vero molto operativo e soprattutto continui ad essere sempre conoscitore delle realtà locali che secondo me sono bellissime da seguire. Ma indubbiamente noi altri siamo provinciali, però professionisti e credo un po' di competenza anche l'abbiamo. Beh, su quella io posso confermarla a 360 gradi. Turi, mi devi promettere che prima della fine dell'anno ritorni di nuovo a trovarci qui a penalty. Io sono felicissimo di venire qua. Veramente, ti ringrazio per l'ospitalità che mi hai dato. Abbiamo parlato di personaggi importanti e questo anche ci gratifica, ti gratifica perché tu sei una persona solare e grazie a questa trasmissione che parliamo del nostro calcio, dilettantismo. Puro, a 360 gradi. Grazie Turi, a presto. Ciao. Noi ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento a tra 7 giorni precisi, sempre qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Siamo quelli di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.